Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti. Con oggi iniziamo una serie di 3 conferenze, di 3 incontri sulla tematica generale del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico verrà declinato nei vari aspetti, in diversi modi. In questa sezione parliamo di cambiamento climatico e biodiversità, quindi effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità, e abbiamo 3 relatori, ognuno dei quali tratterà e approfondirà un aspetto del cambiamento climatico e della biodiversità. Il primo è il professor Antonello Pasini del CNR, fisico del clima, qui presente, che ringrazio per essere qua. Il secondo è il professor Nando Boero, che proviene da Napoli, dalla Fondazione Dorn, e successivamente abbiamo il professor Alessandro Chiarucci. Allora, Nando Boero è uno zoologo, è un biologo marino, un ecologo, specialista di idrozoi e così via, specialista di evoluzione e di divulgazione biologica, divulgazione scientifica. Il professor Alessandro Chiarucci invece è un botanico e quindi parlerà del mondo vegetale, perlomeno per alcuni aspetti, ed è professore ordinario di botanica ambientale alla Università di Bologna. La sequenza è quella che vi ho detto, cioè parla prima il professor Pasini, poi il professor Boero, poi il professor Chiarucci. Facciamo le 3 relazioni insieme perché il professor Boero poi ha un aereo per cui deve correre all'aeroporto. Però alla fine comunque ci sarà spazio per domande e per una discussione tra i relatori. Grazie Alessandro, ti lascio la parola. Grazie mille, prendo un attimo questo aggeggio infernale per mandare avanti le slide. Allora, no, vabbè, addirittura non ho 3 mani, però comunque, allora grazie veramente al Presidente Pestarino per questo invito, sono molto felice e io ovviamente ho una parte, come dire, introduttiva, insomma, no? Non mi occupo specificatamente di biodiversità, mi occupo di cambiamenti climatici, quindi vi racconterò un po' qual è la situazione e perché la crisi climatica è una sfida per tutti noi. Cominciamo con una figurina abbastanza nota probabilmente, questo è l'aumento di temperatura media alla superficie della Terra negli ultimi 170 anni. Vedete, in realtà questa è una differenza, cioè sono le anomalie rispetto alla media del trentennio 1961-90 posta come zero. Vedete, prima eravamo sempre sotto, adesso la temperatura si sta innalzando molto fortemente, tanto fortemente che diciamo negli ultimi 50 anni la temperatura è aumentata di 1 grado. Sembra poco, ma se voi pensate che dalle epoche glaciali ai periodi caldi la temperatura aumentava di 1 grado ogni 1000 anni, questo vuol dire che adesso sta aumentando 20 volte tanto, con un tasso di aumento 20 volte tanto. Questo quindi diciamo nell'ultimo dall'epoca preindustriale è aumentato di 1,3 gradi la temperatura media alla superficie della Terra. Cosa succede in Italia? In Italia succede questo. Vedete, qui noi abbiamo dati più antichi anche, qui la meteorologia tutto sommato è nata nel Granducato di Toscana con gli allievi di Galileo, quindi abbiamo delle storie storiche molto lunghe, partiamo dal 1800, vedete meno rosso, uno potrebbe dire, ah guarda un po' l'Italia si è riscaldata di meno, e invece no, questa è una illusione ottica perché la media che noi prendiamo come zero è quella del trentennio 91-2020, 30 anni dopo della media precedente. Se noi avessimo preso quella media lì, tutto quello che sta a destra di questa linea verticale sarebbe stato rosso. Tant'è vero che se andiamo a fare una botta di conti con questi numerelli che vedete in ordinata, scopriamo che negli ultimi 100 anni l'Italia si è riscaldata il doppio rispetto alla media globale. Perché? Ma innanzitutto una cosa che si riscaldasse di più ce lo potevamo aspettare, perché quando fai la media su tutto il mondo, i 2/3 del pianeta sono coperti di acqua. Come diciamo noi fisici, l'acqua ha una capacità termica maggiore dei suoli. Cosa vuol dire? Che a parità di energia che ci entra, si riscalda di meno dei suoli. All'andare del tempo, quindi, si riscalda più lentamente. Quindi uno si può aspettare che una terra emersa come l'Italia si riscaldi di più della media globale. Ma proprio il doppio è
se facciamo una botta di conti, questo fatto della capacità termica non ce lo spiega, quindi magari torneremo un attimo dopo. Guardate qualche idea del cambiamento climatico osservato, guardate cosa è successo al Polo Nord tra il 1984 e il 2012. Qui siamo a settembre, quando la quantità di ghiaccio è al minimo annuale. Vedete, tutta quella parte là non c'è più. Se facciamo un grafico, vedrete che dal 1979 a oggi, negli ultimi 45 anni, da quando abbiamo in misure e immagini satellitari sul Polo Nord, i ghiacci, sia pure con un'alternanza della variabilità naturale da un anno all'altro, stanno discendendo molto fortemente. Tant'è vero che negli ultimi 45 anni abbiamo perso circa 3 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio, di superficie di ghiaccio al Polo Nord, che ovviamente è una cifra enorme, ma come quando succede, spesso succede che le cifre enormi ci lasciano un po' sbalorditi, no? Dovete metterle in relazione a qualcosa che conosciamo. Allora, se io mi ricordo che alle elementari e alle medie mi insegnavano che la superficie dell'Italia è 300.000 chilometri quadrati. Quindi aver perso 3 milioni di chilometri quadrati al Polo Nord vuol dire avere perso 10 Italie di ghiaccio al Polo Nord. Quindi una cosa veramente enorme. Ma uno dice il Polo Nord sta lassù, ma chi se ne importa? Vediamo cosa succede a casa nostra. Qui siamo al ghiacciaio del Forni allo Stelvio, vedete in foto d'epoca, prese tutte dalla stessa angolazione. Guardate dove era la lingua glaciale nell'890, nel 41 e come si sta ritirando. È una cosa molto interessante e possiamo anche cominciare a prevedere cosa potrebbe succedere per il 2050. Ma vedete, io potrei farvi vedere decine se non centinaia di esempi di cambiamento climatico osservato, non lo faccio un po' perché non ho tempo, ma un po' anche perché io dico sempre i dati da soli non parlano. Cioè ci dicono qualcosa, ci dicono che qualcosa sta cambiando, ma non ci dicono il perché. Per capire il perché, noi dobbiamo inquadrare questi dati nella nostra conoscenza teorica di come funziona il sistema clima. E vedete, da un punto di vista di principio, le cose sono abbastanza semplici. La temperatura alla superficie della Terra è una temperatura di equilibrio energetico, cioè energia che entra nel pianeta, che al 99,9% è quella del Sole, che tende a riscaldare, ed energia che esce, che tende a raffreddare. Allora, come risponde la Terra a questa energia che entra dal Sole? Innanzitutto riflettendo all'indietro una parte di questa luce solare dalle superfici bianche, quindi soprattutto i ghiacci, ma anche le nubi chiare, i territori desertici che sono chiari, insomma, e così via. E dall'altra, vedete, la Terra emette un'altra energia, quelle biscioline che vedete lassù, che è un'energia che noi non vediamo perché è nell'infrarosso, quindi non possiamo vederla con gli occhi, ma i nostri strumenti riescono a rilevarla. E quella è un'emissione dettata dalla fisica di base, cioè ogni corpo con una temperatura finita, come diciamo noi fisici, diversa dallo zero assoluto, emette una certa energia in una certa banda. Bene, la Terra ha quella temperatura per cui emette nella banda dell'infrarosso. Allora, a questo punto uno può dire, beh, lo so io perché sta aumentando la temperatura del pianeta, sarà aumentato il valore di questa frecciona, no? Se aumenta l'energia che arriva dal Sole, è chiaro che la temperatura aumenta. Ma attenzione, dobbiamo anche considerare cosa succede in quella strisciolina azzurra che racchiude la Terra, che è l'atmosfera. Lì dentro, voi lo sapete tutti, ci sono l'ossigeno e l'azoto in grandi quantità, ma ci sono anche altri gas in più piccola quantità, come l'anidride carbonica, il metano, lo stesso vapore acqueo e così via. E più ce ne sono di questi gas, più questi intrappolano una parte di quell'energia che uscendo manterrebbe l'equilibrio termico del pianeta e se invece rimane un cuscinetto di questa energia aumenta la temperatura nei bassi strati dell'atmosfera. Allora, cosa conta di più? La presenza di anidride carbonica, che tra l'altro è prodotta in grandissima parte dalle combustioni fossili, o la luce del sole? Vediamo subito. Ecco, guardate, la linea rossa è l'aumento di temperatura media globale, più o meno la stessa cosa che abbiamo visto prima. La linea gialla è l'andamento dell'energia che ci è arrivata dal Sole negli stessi anni. Allora, vedete, fino a qui sono in leggero aumento tutte e due, ma nel momento in cui la temperatura si impenna dagli anni 60 in poi, l'energia che ci è arrivata dal Sole, cioè il valore di quella frecciona, non è aumentato, ma è diminuito.
Quindi è estremamente difficile che sia il Sole ad aver creato il riscaldamento globale. D'altro canto, vedete qui c'è l'aumento di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che va esattamente come l'aumento di temperatura. Questo è alle Hawaii, ma questo è al Monte Cimone in provincia di Modena. Vedete, tutto il mondo si vedono le stesse cose. Quindi uno ha già un indizio che probabilmente insomma, in qualche modo siamo stati noi e sono state le nostre emissioni di gas serra. Però vedete, noi fisici siamo un po' schizzinosi quando parliamo di statistica. Non ci fidiamo molto perché ci sono delle correlazioni che non hanno un rapporto causa-effetto, cioè quando uno può dire no, qui vabbè aumenta l'anidride carbonica, quindi questo ha effetto sulla temperatura, no? Fisicamente comprensibile, ma le correlazioni da sole non ci danno, come dire, una sicurezza tale. Non so, c'è un libro pubblicato recentemente negli Stati Uniti in cui si fanno vedere delle correlazioni spurie, cioè che non hanno nessun senso di causa-effetto. Non so, il numero di film di Nicolas Cage negli ultimi 20 anni è perfettamente correlato, ho riletto recentemente quel libro, è perfettamente correlato con le morti nelle piscine degli Stati Uniti. Allora, cosa c'entra una cosa con la... Non è Nicolas Cage che ha fatto morire più persone in piscina, no? Quindi, vedete, dobbiamo andare un pochino più in profondità. E per andare un pochino più in profondità, dobbiamo capire che qui ci sono tanti elementi da considerare. Se noi vogliamo andare a stimare la temperatura in atmosfera, dobbiamo considerare ovviamente l'energia che ci arriva dal Sole, ma anche per esempio le polveri vulcaniche che stanno in atmosfera. Perché quando un grosso vulcano esplode, diciamo erutta, manda grandi polveri in atmosfera che si mettono nella bassa stratosfera fra i 20 e i 30 km e cosa fanno? Fanno da schermo alla luce solare. La luce solare arriva, una parte viene riflessa all'indietro, una parte viene assorbita dal su, come risultato finale meno energia del Sole arriva a terra e quindi è chiaro che la Terra si raffredda un po', no? E poi ancora, vedete, ci sono i ghiacci. Se fondono i ghiacci, dove prima c'era una superficie bianca che rifletteva all'indietro questa energia in grandissima parte e non si riscaldava, adesso ci sarà una superficie scura, magari del mare o delle montagne, che assorbe più energia del Sole, si scalda e scalda l'atmosfera sovrastante. Nascono dei cicli viziosi perché più fonde il ghiaccio e più si scalda la temperatura, ma se la temperatura dell'aria è più alta si fonde più ghiaccio, ma quello fa aumentare ancora la temperatura. Vedete, quello che chiamiamo feedback o retroazione. E poi vedete ci sono i vegetali, le piante, anche il mare ovviamente, ma di questo immagino ne parlerà il collega Boero. Vedete, le piante sono degli assorbitori di anidride carbonica, no? E l'anidride carbonica arriva, con la fotosintesi viene incamerata, quel carbonio si stocca, diventa tronchi, rami e foglie. Se noi cominciamo a tagliare gli alberi, lasciamo più anidride carbonica in atmosfera, perché alla fine di tutta la catena ci siamo noi, le nostre influenze umane, noi che tagliamo gli alberi per fare un campo coltivato, che però assorbe molta meno anidride carbonica degli alberi, o che soprattutto bruciamo combustibili fossili. Tutte le volte che bruciamo carbone, petrolio, gas naturale, viene fuori questa anidride carbonica che va in atmosfera e aumenta il cosiddetto effetto serra. Allora, non vi spaventate, ma io vi faccio vedere come ci immaginiamo noi scienziati del clima il sistema clima. Il sistema clima fatto di 4 pezzi: l'atmosfera, i mari, i ghiacci, la biosfera. Su questi pezzi influiscono fattori esterni, per esempio fattori astronomici, la luce solare, la terrasoldi da cui escono le nubi vulcaniche, e poi ci siamo noi che facciamo tante cose, ma soprattutto due: emettiamo CO2 con le nostre emissioni fossili, la CO2 ovviamente è l'anidride carbonica, e utilizziamo il territorio per attività umane, per esempio deforestiamo, facciamo un'agricoltura poco sostenibile, magari con troppi fertilizzanti azotati, questo azoto va in atmosfera, un potere riscaldante molto più alto dell'anidride carbonica e così via. Allora vedete, questo nelle ellissi ci sono i processi e i fenomeni che succedono tra un pezzo e l'altro, o tra diciamo, un influsso esterno e l'altro. Vedete che il sistema è estremamente complesso. Cosa vuol dire? Che se c'è un cambiamento da qualche parte, quel cambiamento tramite tutte queste frecce si propaga a tutto il sistema. Quindi è un sistema molto difficile da trattare anche dal punto di vista matematico, però ci sono delle cose buone. Per esempio, il fatto che ogni singolo pezzo noi possiamo studiarlo in laboratorio. Adesso non devo qui spezzare una lancia in favore del metodo sperimentale galileiano, però
Questo ci ha fatto fare dei grandi progressi, no? Una volta gli scienziati, che si chiamavano filosofi naturali, dovevano rimanere in attesa con le braccia conserte, osservare la natura e vedere quello che ti presenta la natura. Invece, mettendosi in laboratorio, ci si può mettere in condizioni controllate e in qualche modo fare delle precise domande alla natura e ottenere delle precise risposte con gli esperimenti. Vedete, tutti questi 4 pezzi. Quindi noi sappiamo, per esempio, che nell'atmosfera esistono, l'atmosfera è un miscuglio di gas e acqua nei 3 stati di aggregazione. Quindi per l'atmosfera valgono le equazioni della termodinamica, le leggi della termodinamica, quelle della fluidodinamica e così via. Insomma, per ogni singolo pezzo noi abbiamo tutte le atmosfere, tutte le equazioni del loro funzionamento. Quindi è importante il laboratorio. Noi, scienziati del clima, vorremmo studiare in un laboratorio reale tutti questi 4 pezzi. Il problema è che non ce la facciamo. Innanzitutto per un motivo di scala. Ci vorrebbe una terra gemella su cui fare esperimenti, ma è proprio caso di dire che il pianeta B non esiste. E poi perché nel laboratorio reale non avremo il controllo di tutto. Allora, vedete, fino alla fine degli anni 70 la scienza del clima è rimasta puramente osservativa. Poi c'è stato un salto concettuale. I miei predecessori si sono detti, ok, se non riusciamo a studiare il sistema clima tutto insieme in un laboratorio reale, lo facciamo in un laboratorio virtuale. Cos'è per noi il laboratorio virtuale? Un oggetto di questo tipo, un supercomputer. Cosa facciamo noi? Prendiamo tutte le equazioni che descrivono il funzionamento dei singoli pezzi, sistemi di equazione, le mettiamo nel calcolatore. In alcune di queste equazioni c'è la variabile tempo, quindi noi cerchiamo di ricostruire il clima all'interno del laboratorio virtuale. Oggi si parlerebbe di gemello virtuale. E cosa facciamo? Risolviamo queste equazioni nel tempo del calcolatore e cerchiamo di ricostruire quello che succedeva nel clima. Come facciamo a sapere se abbiamo dei modelli che sono in grado di ricostruire bene gli ultimi 150 anni? Perché all'interno del modello, diciamo, con le equazioni, ci sono delle variabili, la temperatura su Genova, quella su Milano, su Roma, su New York, che evolvono nel tempo del modello, ma noi nella realtà abbiamo delle stazioni meteorologiche per gli ultimi 150 anni in questi posti che ci dicono come è andata la realtà. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è, come dire, cercare dei modelli che siano in grado di ricostruire la realtà. La seconda cosa è che qui siamo in un laboratorio, cioè possiamo fare degli esperimenti che non si potrebbero fare in natura in questo caso. Allora, vedete, quel cubo è il nostro sistema clima, entrano negli influssi naturali, la luce del sole, i vulcani, entrano negli influssi antropogenici, le emissioni di gas serra, la deforestazione, il clima cambia il proprio comportamento. Se noi con un modello descriviamo questa cosa, come vi dicevo prima, la prima cosa che possiamo fare è vedere se abbiamo dei modelli validi che ricostruiscono il passato e poi possiamo fare altro. Vedete, questa linea nera è ancora una volta l'andamento della temperatura media globale. Questa fascia beige è l'andamento diciamo, dei risultati di alcuni modelli climatici che cercano di ricostruire questa temperatura quando tu gli dai i dati reali di quello che è successo al Sole, ai vulcani, alle nostre emissioni di gas serra, alla deforestazione, eccetera, eccetera. Come vedete, i modelli in questo caso sono perfettamente in grado di ricostruire l'andamento della temperatura globale e soprattutto la crescita degli ultimi 50-60 anni. Ma poi qui nel modello noi abbiamo il controllo di tutto. Allora possiamo chiederci cosa sarebbe successo se gli influssi umani fossero rimasti fermi qua al 1850. Il modello vi risponde con questa fascia azzurra. Vedete? Questo ci dice che il riscaldamento globale recente, quello degli ultimi 50-60 anni, non ci sarebbe stato. La linea sarebbe stata quasi orizzontale. Vedete questi 2 picchi? Sono le ultime eruzioni vulcaniche molto forti di El Ciccione e Pignatubo, ma per il resto è sostanzialmente una linea orizzontale. Allora, questo ci dice molto, è un indizio molto forte che la responsabilità del riscaldamento globale recente, quello degli ultimi 50-60 anni, è delle azioni umane, cioè delle emissioni di gas serra, deforestazione e così via. Quando uno ha un modello valido, la prima cosa che gli viene in mente di fare è prevedere il futuro.
Però vedete, prevedere il futuro è un po' più difficile, perché vedete dove sta il modello climatico. Io devo dare gli influssi esterni, diciamo, naturali, ma anche antropici, quindi delle emissioni di gas serra, la deforestazione e così via. Allora, in futuro non so bene cosa faremo noi umani su questa terra. La Cina continuerà a costruire una centrale a carbone ogni 15 giorni come faceva fino a qualche anno fa, bruciare carbone è la cosa peggiore per le emissioni di CO2, o virerà, come sembra stia virando, a 180 gradi verso le rinnovabili. Capite? Sono due scenari molto diversi. Uno fa una botta di conti su quello che potrebbe succedere in tutto il mondo e fa vari scenari che dà in pasto al modello, e i modelli vi tirano fuori la previsione, che noi chiamiamo proiezione perché non è una previsione univoca, sulla temperatura media dei prossimi 75 anni. Vedete, lo scenario peggiore, il famigerato business as usual, cioè se non facessimo nulla per limitare le emissioni di gas serra, che ci porterebbe a un aumento di quasi 5 gradi di temperatura media globale, fino ad altri scenari più buoni. Questo è l'ultimo nato, è quello che ha voluto la comunità scientifica, che dice dovremmo rimanere all'interno di 1,5 gradi. Ovviamente questa figura solo per farvi vedere che gli scenari non danno solo la temperatura media globale, ma anche come si distribuisce sul globo. Vedete, a sinistra c'è uno scenario piuttosto buono per il clima, a destra c'è il famigerato business as usual. Guardate il Polo Nord quanto si riscalda, l'Africa, vedete i continenti che si riscaldano più degli oceani per quella questione della capacità termica e così via. E poi abbiamo le precipitazioni, per esempio. Guardate qua, dove vedete verde e blu pioverà di più, dove vedete giallo marroncino pioverà di meno. Notate il Mediterraneo come un'area di possibile siccità. Poi ci sono altre cose, ma non ho tempo. Insomma, vabbè, 1,3 gradi. Che sarà mai 1,3 gradi in più negli ultimi 150 anni? Sembra poco, ma non lo è, perché il problema non è quello di sudare un po' di più e far fatica a lavorare. Il problema sono gli impatti. Gli impatti sui territori, gli ecosistemi e l'uomo. Non parlerò di ecosistemi perché sicuramente ne parla il collega. Sui territori c'è desertificazione, eventi estremi, innalzamento del livello del mare. Per quanto riguarda l'uomo, la sua salute, gli impatti sulle attività produttive, soprattutto l'agricoltura, ma anche sicurezza, flussi migratori. Adesso io me ne farò vedere qualcuno un po' così a volo d'uccello. Sicuramente si suda di più. Queste sono persone di una certa età in una grande città dove non c'è solo l'aumento in preda a un'ondata di calore, dove non c'è soltanto l'aumento di temperatura, ma anche di umidità. E allora chi non ha, come dire, un sistema termoregolatorio perfettamente efficiente, ovviamente può rischiare parecchio. Ma non è soltanto una questione di parametri fisici come temperatura e umidità, ma anche di chimica, perché in queste condizioni di grande soleggiamento e di altissima temperatura, gli inquinanti primari, cioè quelli che per esempio vengono emessi dalle marmite delle macchine, hanno delle reazioni chimiche con la luce solare e nascono inquinanti di tipo diverso, altrettanto pericolosi, per esempio l'ozono. L'ozono è un inquinante estremamente tossico per le vie aeree. Nel mondo oggi siamo in una condizione in cui in alcune grandi città, penso a Città del Messico, Los Angeles, i sindaci dicono alle persone: guardate che dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio i bambini, gli anziani, gli asmatici, i cardiopatici non possono uscire di casa perché non possono respirare l'ozono. Perché poi alla fine di tutto chi fa statistica medica ed epidemiologica va a calcolare le morti premature dovute a questo fatto. E ancora, il Mediterraneo è quello che noi chiamiamo un hotspot, un punto caldo per il cambiamento climatico. Perché l'Italia si riscalda di più? Allora, il problema qui è che è cambiata la circolazione dell'aria. Allora, vedo molti diversamente giovani nel pubblico che si ricorderanno il colonnello Bernacca. Il colonnello Bernacca aspettava con ansia l'ingresso di questa roba qua, l'anticiclone delle Azzorre, che arrivava dalle Azzorre, ci proteggeva dalle perturbazioni che passavano a nord, ma anche dal caldo feroce africano. Arrivava, stava lì più o meno fino a Ferragosto, dopodiché cominciavano i temporali. Adesso no. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale, e allora quello è stato sostituito quasi sempre dall'anticiclone africano, che è molto più caldo,
porta calore, porta siccità, mancanza di piogge, ma poi c'è anche il risvolto della medaglia, perché questo non ha la forza di rimanere sempre su di noi e quindi quando si ritira entrano le correnti fredde. E allora quando entrano le correnti fredde fanno un contrasto termico molto forte con l'aria calda e umida preesistente, i suoli caldi, il mare molto caldo e arrivano purtroppo i disastri. Le ondate di calore, vedete, questo è una previsione, una proiezione in 3 scenari a 1,5 gradi, 2 gradi o 3 gradi di riscaldamento medio globale del numero di giorni extra per ogni anno, cioè praticamente per ogni estate, con temperatura al di sopra dei 35 gradi. Vedete che con lo scenario di 3 gradi in Italia avremo 20 giorni in più con temperatura al di sopra dei 35 gradi. Noi ci lamentiamo di quello che succede oggi e non possiamo capire cosa potrà succedere in futuro. E questa è l'altra faccia della medaglia. Questa è proprio Genova. Ho voluto fare questo esempio, ce ne sono di più recenti ovviamente, ma saranno qui a Genova. Questa è l'alluvione del 2011, novembre 2011. I critici dicono sempre: ma non mi parlare di cambiamento climatico, Genova è una città assolutamente critica, abbiamo fatto cose che non dovevamo fare, abbiamo tombato dei torrenti, insomma è una città obiettivamente che dal punto di vista del territorio ha dei problemi. Ma c'entra il cambiamento climatico in questo? È certo che c'entra. Se voi andate a vedere la situazione della temperatura superficiale del mare Mediterraneo, da dove è arrivata questa perturbazione, diciamo così, fra virgolette, voi vedrete che era 3 gradi più alta del normale. Cosa vuol dire avere un mare più caldo? Vuol dire che il mare evapora di più, ma le molecole di vapore e acqua, io dico sempre, sono i mattoni su cui si costruiscono le nubi, perché le nuvole sono fatte di vapore acqueo condensato in acqua liquida o diventato addirittura ghiaccio. Quindi il mare fornisce più materiale per formare le nubi. E poi non c'è un'altra cosa, il mare rilascia calore all'atmosfera, ma il calore è una forma di energia e anche qui io dico sempre, l'atmosfera non è come noi che abbiamo il libero arbitrio, l'atmosfera segue le leggi della termodinamica e facendo ciò non può far altro che scaricare violentemente questa energia, non può trattenerla a lungo, la deve scaricare sui territori con eventi estremi e cose di questo tipo. E ancora le Alpi e la siccità in pianura padana che abbiamo avuto fino a qualche mese fa, poi ci siamo salvati con le nevicate tardive, le piogge tardive. E nevica sempre a quote più alte, perché tipicamente sul nostro versante delle Alpi nevica con venti da sud, ma questi sono più caldi e quindi se prima nevicava a 1500 metri, adesso magari nevica a 1800. Quei 300 metri di neve, soprattutto se sono di pioggia violenta, noi ce li siamo persi perché la neve è quella che dà veramente come dire, le risorse idriche alla pianura padana. Perché poi quando invece arrivano le correnti fredde, vedete, nevica sul versante estero delle Alpi, la pianura padana è pulita e anche il nostro versante ricomincia a nevicare dalle Marche, Toscana in giù. E infatti vedete la situazione critica del deficit idrico, per esempio nel 2022-2023, questa è la quantità di acqua equivalente, diciamo la neve, stoccata nelle montagne che riforniscono il fiume Po. Allora, vedete, questo è l'andamento classico, con un massimo intorno a febbraio-marzo e poi diminuisce per via del disgelo. E questi sono i due andamenti del 2022 e 2023, quindi assolutamente in crisi idrica il Po. E ancora, questo al nord, ma il sud, 2024 al nord è stato salvato da queste nevicate tardive, ma il sud è in questa situazione. Vedete la differenza fra giugno 2024 e giugno 2023 in termini di riempimento dei bacini idrici. Vedete un riempimento al 10% per quanto riguarda la Sicilia, veramente, veramente poco. E infatti recentemente è stato fatto uno studio sulla siccità dell'ultimo anno, da giugno 2023, scusate, da agosto 2023 a luglio 2024, sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale, e si è scoperto che se non ci fosse stato il cambiamento climatico, questa siccità sarebbe stata non di 3, ma di 2, cioè più piccola. Ma con un cambiamento climatico ulteriore, aumentando di 0,7 gradi ancora, arrivando a 2 gradi in più, noi avremmo un D4 soprattutto qui, quindi una siccità assolutamente eccezionale. Vado avanti rapidamente.
perché questa è la situazione dei nostri ghiacciai alpini. E qui c'è da dire una cosa che va detta fino in fondo, cioè noi siamo abituati come specie umana ad avere delle decisioni rapide, no? Se vogliamo fare una cosa più o meno la facciamo, se abbiamo abbastanza soldi, se la burocrazia non ci intralcia e così via. La dinamica naturale è più lenta, ma a volte rischia di essere inesorabile. Cosa voglio dire? Vedete, le linee scure sono l'abbassamento di area e di volume dei nostri ghiacciai alpini dal 2000 al 2017. Il fatto è che i ghiacciai alpini non sono in equilibrio con la temperatura che fa attualmente sulle Alpi, perché loro stanno ancora rispondendo lentamente al riscaldamento degli ultimi decenni. Questo vuol dire che se anche la temperatura rimanesse quella, loro perderebbero un 30% di area e un 30% di volume al 2100. Questo è inevitabile perché noi abbiamo innescato questa cosa, quindi a questo dobbiamo adattarci in mille modi diversi per le risorse idriche, per il turismo invernale, quello che volete. Ma attenzione, dobbiamo evitare di arrivare a scenari peggiori, perché questo che è il business as usual, in quello scenario lì noi non perderemo il 30, ma il 90% di ghiacci sull'arco alpino. Allora mi viene da mettermi le mani nei capelli per le risorse idriche, per il turismo invernale, per tutto quello che volete. Quindi vedete, questa figurina ci insegna una cosa, che noi dobbiamo fare due cose. Salto questa che sono troppo. Dobbiamo, questa è una parola d'ordine, gestire l'inevitabile, cioè qualcosa abbiamo innescato e non torniamo indietro e quello lo dobbiamo gestire con l'adattamento, ma dobbiamo evitare l'ingestibile, cioè quelle situazioni, quegli scenari in cui non potremo probabilmente più difenderci. Ancora, questo è un andamento della produzione agricola di cereali nel nord del mondo che è in aumento, nel sud del mondo che è in diminuzione perché lì siccità, mancanza di risorse idriche e così via. E allora questa cosa crea problemi a livello di degradazione delle risorse idriche, incremento di disastri alluvionali, declino di produzione agricola e in fondo tutto questo migrazione verso i paesi limitrofi o verso l'Europa. Infatti, vedete, le nostre migrazioni non vengono dalla Libia, o meglio, lì si imbarcano, ma 8-9 migranti su 10 arrivano dalla fascia del Sahel, cioè questa fascia così fragile perché ha delle economie assolutamente fragili, fatte soltanto di pura sussistenza agricola e poco più. E vedete la situazione è ben esemplificata da questo. Questo è il lago Chad, un grande lago incastonato perfettamente nel mezzo della fascia del Sahel. Guardate com'era la superficie nel 1963, come è diventata nel 2007, adesso ha ripreso un pochino, ma insomma dal 63 al 2007 il lago è diminuito di 17 volte. Allora voi capite, mentre prima c'erano delle sinergie tra pastori e agricoltori, perché gli agricoltori facevano entrare i pastori da bere agli animali, gli animali in cambio fertilizzavano i territori, non ci sono adesso più risorse idriche per tutti e quindi cominciano i conflitti e cominciano appunto conflitti, diaspore e così via. Allora vado verso la fine rapidamente. Allora abbiamo detto che insomma la responsabilità è dell'uomo, del riscaldamento globale recente, delle nostre emissioni di gas serra e così via. Ma quale uomo? Mica siamo tutti uguali sulla Terra. Vedete questo planisfero distorto fa vedere come più grandi i paesi che emettono più CO2, come più scuri, rossi in questo caso, i paesi che hanno il PIL maggiore. Allora, vogliamo dare colpa all'Africa per aver creato questo riscaldamento globale? No, di certo, guardate come bianca e come smunta. C'è un problema di disequità internazionale perché poi i paesi che sono meno responsabili alla fine sono anche quelli più impattati dal cambiamento climatico. Un'altra cosa di vedere la questione è questa, vedete l'omino nero è l'1% più ricco della popolazione mondiale. I 50 omini verde scuro sono la metà più povera della popolazione mondiale. Allora l'1% più ricco emette il 15%, la metà più povera è il 7%. L'1% più ricco della popolazione mondiale emette più del doppio della metà più povera della popolazione mondiale. Dobbiamo fare qualche cosa. Che cosa? Trattati internazionali, insomma, questo è per esempio un esempio dell'impegno di Parigi, l'accordo di Parigi che è estremamente importante perché per la prima volta si dice attenzione, se vogliamo evitare i guai peggiori, la seconda parte di questo secolo deve essere emissioni di carbonio zero, che è un messaggio molto forte.
ai politici, agli industriali, ai businessmen, agli economisti, perché praticamente si dice, guardate che diciamo carbone, petrolio, gas naturale non hanno futuro. Se volete fare business lo dovete fare su qualcos'altro. Allo stesso tempo però le diminuzioni effettive dei singoli paesi sono poca cosa perché sono diminuzioni volontarie. Vedete la linea azzurra, l'andamento in crescita delle emissioni nel business as usual, quella rosa è quella piccola diminuzione su questo aumento a cui porta l'accordo di Parigi, mentre la comunità scientifica dice che dobbiamo fare quello. Allora, adesso noi vorremmo andare a 1,5 gradi, siamo sulla rotta per circa 3 gradi di aumento, che è veramente tanto. Allora, in tutto questo cosa dobbiamo fare? Queste veramente sono le ultime slide. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo, prima di tutto prendendo coscienza che c'è un problema, che è un problema grave, che impatta tutti, e poi perché questo magari ti porta a cambiare il tuo stile di vita personale, ma questo da solo non basta, bisogna mettersi in gruppo, bisogna fare circuiti virtuosi dal basso di consumo, risparmio energetico, produzione distribuita di energia. Oggi si parla di comunità energetiche, sono molto importanti. Puoi mettere insieme due edifici pubblici, una chiesa, una palestra, i tuoi condomini e fare una comunità energetica che produce energia in maniera pulita. E poi l'altra cosa essenziale è spingere sui politici, perché la gestione della cosa pubblica è demandata a loro e anche la gestione della conversione energetica ed ecologica uguale, insomma. Quindi vedete, tutti abbiamo il nostro ruolo come cittadino che urla la politica, come consumatore, come investitore che disinveste dai fossili, nel tuo ruolo, dentro il tuo lavoro, dentro un'organizzazione ambientalista, ma insomma dobbiamo fare qualcosa. Cosa? Dobbiamo assolutamente armonizzare la nostra dinamica con quella della natura e non fare viceversa. Se ho 30 secondi, dico l'ultima cosa, che, vedete, torno un attimo indietro, noi cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente abbiamo acceso queste frecce. Sapete che c'è qualcun altro che vuole accendere un'altra freccia? Qualche furbone che ha detto, oh, ma sai che c'è? Siccome i vulcani fanno questa diminuzione di temperatura, allora spariamo polvere in atmosfera in maniera artificiale, così teniamo, come dire, ferma la temperatura, no? E questo è il tipico modo di cercare di risolvere un problema complesso in maniera semplice, cioè guardando a un'unica cosa. Allora io posso dire, ammesso e non concesso che queste polveri non facciano male alla salute, che non ci siano crisi economiche o guerre, per cui se tu blocchi l'immissione in atmosfera la temperatura schizza completamente in su. Ammesso e non concesso questo, io ti posso dire, ok, sì, forse riusciamo a bloccare l'aumento di temperatura, ma dobbiamo guardare di là di quello. Guardate tutte quelle frecce dove vanno. Cosa succede alle altre cose? Per esempio, cosa succede al ciclo dell'acqua? I nostri modelli ci fanno vedere come il ciclo dell'acqua sarebbe completamente stravolto. Cioè interi subcontinenti potrebbero diventare dei deserti, dovresti spostare centinaia di milioni, se non miliardi di persone da un posto all'altro. Allora, non giochiamo a fare Dio, sappiamo che fino ad ora il clima ha risposto in maniera graduale, perché abbiamo acceso queste frecce, diminuiamo il valore delle frecce che abbiamo acceso. Questa è la strategia giusta e quindi vedete dobbiamo armonizzarci in questo modo. Solo due piccoli contributi di lettura. Questo è un libro che affronta il problema degli impatti dei cambiamenti climatici sui fragili territori italiani e questo è un libro che si occupa invece degli impatti a livello internazionale sui conflitti e sulle migrazioni. L'ultima è questa perché per chi ha voglia di andare sui social c'è anche questa roba qua. Grazie mille. Grazie, grazie al professor Pasini. Ci ha presentato una serie di dati che ci fanno pensare, che spero ci facciano pensare, estremamente importanti, interessanti. Passiamo alla parte della biodiversità con il professor Nando Boero che ci parlerà come va il mondo, come funziona. Sì, un argomento semplice, una cosina da poco. Allora, vediamo la prima, eccola qua. Allora, abbiamo parlato tanto di atmosfera, però la superficie del pianeta è coperta per il 70% dall'oceano. E l'oceano non è una superficie, è un volume.
è più come volume, con una profondità media di 4.500 metri, è più del 90% dello spazio abitato dalla vita. Per cui se vogliamo capire come funziona il mondo vivente, perché noi siamo l'unico pianeta vivente conosciuto, ovviamente dobbiamo capire come funziona l'oceano. Vediamo un po' di fisica e la relazione che mi ha preceduto mi aiuta, perché al Polo Nord e anche al Polo Sud si forma il ghiaccio marino. Il ghiaccio marino è fatto di acqua dolce e quindi quando l'acqua marina gela, il sale rimane sotto al ghiaccio che galleggia. L'acqua che è sotto al ghiaccio che galleggia è molto salata e molto fredda. Questo vuol dire che è densa, e se è densa affonda, e quindi dal Polo Nord l'acqua scende in profondità, arriva al Polo Sud dove succede la stessa cosa, gira in profondità attorno all'Antartide, un ramo va nell'Oceano Indiano, un altro ramo va nell'Oceano Pacifico, risale in superficie, si scalda, fa il giro del mondo, un altro giretto attorno all'Antartide, torna su e si unisce. E questo è il grande nastro trasportatore oceanico. La climatologia ha due facce, una è quella dell'atmosfera, una è quella dell'oceano, e tutte e due sono strettamente connesse. Il riscaldamento globale è quello che abbiamo visto prima, cioè lo scioglimento di questi ghiacci. Significa che il motore che mette in moto il grande nastro trasportatore oceanico non sta funzionando più come doveva funzionare. E l'acqua dolce che si libera dal ghiaccio è meno densa, galleggia, va incontro a questa che è la corrente del Golfo, cambia il clima poi in Europa. Sono strettamente connessi l'oceano e il clima atmosferico. Fra l'altro, il grande nastro trasportatore oceanico non è tanto che abbiamo capito che funziona così. Prima c'erano tutte le varie correnti, poi sono state unite insieme e si è visto che funzionano come un unico grande sistema, e quindi parliamo di oceano globale. Il Mediterraneo ha altri 3 punti dove si formano le acque profonde. Uno è il Nord Adriatico, un altro è il Golfo del Leone e poi c'è il Nord Egeo. Hanno fatto tanti modelli del Mediterraneo, nessuno ha predetto il transient, cioè si è fermato il motore del Nord Adriatico. E questo è una cosa che ci deve far pensare, perché ancora la predittività di questi fenomeni non è così coperta dai modelli che abbiamo a disposizione. Ora, se noi guardiamo la colonna d'acqua, che è il 90% dello spazio abitato dalla vita sul pianeta, di solito nei documentari vediamo queste cose qua, grossi animali che si mangiano, lo squalo mangia il tonno, mangia lo sgombro, mangia la sardina. Sono tutti carnivori. Dove sono gli erbivori? E dov'è l'erba? Ci sono un po' di alghe e di piante marine che producono ossigeno in superficie, ma sono sulla costa e non hanno una grande rilevanza per l'immensità oceanica. Tutti i pesci che abbiamo visto prima cominciano la loro vita come piccole uova, che poi diventano embrioni, che poi diventano larve, che poi diventano stadi giovanili. Tutti, quando sono piccoli, mangiano questi signori qua, che si chiamano copepodi. I copepodi sono gli erbivori e l'erba sono le diatomee e i dinoflagellati. Tutte e due fanno parte del plancton. Se non ci sono questi due qua, tutto il resto non ci può essere. Quindi sono quelli che reggono il funzionamento del 90% degli ecosistemi planetari. I copepodi sono gli animali più importanti del mondo, le diatomee sono i produttori primari più importanti del mondo. A scuola non si insegnano e nei documentari non li avete mai visti. Vedete sempre la balena, il delfino, la tartaruga, ma le cose veramente importanti non ci sono. In più, tutta questa roba muore e viene decomposta dai batteri.
La decomposizione porta i nutrienti che poi danno ovviamente i materiali perché ci sia di nuovo, perché la materia riprenda vita con la fotosintesi attraverso il fitoplancton. L'ossigeno di superficie scende giù con quei fenomeni che ho fatto vedere prima, l'affondamento delle acque superficiali che porta l'ossigeno in profondità. Ora, la maggior parte dello spazio abitato dalla vita è al buio e quindi l'ossigeno arriva con quelle correnti discendenti che portano giù l'ossigeno, ma non essendoci vegetali non c'è nessuno che produce ossigeno. E quindi si pensava che fosse addirittura disabitato il fondo del mare. In effetti poi le grandi spedizioni oceaniche hanno visto che la vita è presente dovunque. Ma cosa mangiano se non ci sono produttori primari e quindi non ci sono erbivori? Tutto quello che c'è sopra muore, scende, viene decomposto dai batteri, si forma la neve marina, che è quello che vedete in quei documentari col sottomarino, che si vede tutto quel bianco che scende. Ci sono dei mangiatori di detrito che sono di nuovo crostacei, che poi sono la base per le reti trofiche di carnivori che sono presenti anche nel mare profondo. E questo poi alimenta anche tutto quello che c'è sul fondo, che vive di quello che scende dalla superficie. Messo tutto assieme, il mondo funziona in questo modo qua. Da un punto, il 90% dello spazio abitato dalla vita funziona così. Non ci sono modelli con l'equazione che lo descrivono, mi dispiace. Anche perché non abbiamo i sistemi osservativi che ci danno le informazioni. E le diatomee sono le piante produttori primari più importanti, i copepodi sono gli animali più importanti e i batteri sono gli organismi più importanti, perché senza i processi di decomposizione attuati dai batteri tutto questo non potrebbe succedere. Queste informazioni non sono presenti nei corsi scolastici, giusto? E non sono presenti nei documentari sulla natura, che ci fanno vedere sempre e soltanto questa parte qua. Che è una parte che non può esistere se non c'è tutto il resto. Ora, questo è un modello pittorico che ho anche ulteriormente elaborato in questo modo. Tutto muore e quindi qua ci sono gli organismi morti, i batteri decompongono, la decomposizione porta i nutrienti, il sole dà l'energia per la produzione primaria e questo è un core microbico che è alla base di tutto. I microbi sono quelli che fanno funzionare tutto questo ecosistema. Poi qui ci sono i copepodi, le larve dei pesci che arrivano fino a noi. A volte ci sono i bloom di fitoplancton e quindi i microbi prevalgono, altre volte prevalgono i filtratori gelatinosi che nessuno conosce, le salpe, i dolioli, i pirosomi e così via, cose che non avete mai visto in nessun documentario. Se ci sono questi, filtrano i microbi e competono con questi. E poi ci sono i gelatinosi carnivori che si mangiano i copepodi e le larve dei pesci, come le mie meduse. E quindi da questo nucleo centrale microbico ci sono 4 vie con cui possono funzionare gli ecosistemi. Ho cercato di fare anche un altro, io faccio modelli, però non sono matematici, sono modelli grafici. Poi sfido chi fa modelli matematici a fare le equazioni. Questi sono i cicli biogeochimici, e cioè quando la materia non è viva. Io li chiamo flussi extraspecifici, la materia fuori dalle specie. Poi ci sono i cicli biologici, da una generazione all'altra le specie si perpetuano e quindi flussi intraspecifici, e poi ci sono le reti trofiche, cioè i flussi interspecifici. Dai cicli biogeochimici i produttori primari, che hanno i loro cicli biologici, ovviamente ridanno vita alla materia. Questa cosa la fanno le piante, i batteri e i protisti come le diatomee. Poi ci sono gli animali. I produttori secondari sono gli erbivori che decompongono i materiali nei loro intestini e poi sintetizzano i loro corpi, quindi c'è la zoodecomposizione e la zoosintesi. E poi ci sono i carnivori di livelli trofici ulteriormente
elevati. In mare ce ne sono tantissimi di livelli trofici, a terra ce ne sono molto pochi. Tutte queste cose muoiono e sono decomposte dai batteri e dai funghi, che chiudono il ciclo con i cicli biogeochimici. In più c'è anche lo shunt virale che fa morire i batteri e contribuisce ulteriormente al riciclo dei materiali. Qui vediamo assieme i flussi extraspecifici, i cicli biologici e le reti trofiche. Purtroppo queste cose sono studiate da ricercatori diversi, che raramente parlano tra loro. Per cui conosciamo tutti i pezzetti, ma non li mettiamo assieme, e c'è ancora di più da mettere, e cioè i cicli biologici, che sono una cosa molto importante. Quindi qui abbiamo tutto muore, è questo, dal plancton, dal necton e dal bentos, cadaveri e rifiuti, vanno ai decompositori e si liberano i nutrienti. Questi possono essere nel bentos o nel plancton. Questi vengono usati dal fitoplancton, che può essere sempre nella colonna d'acqua, si chiama oloplancton, come i coccolitoforidi, ma moltissimi hanno degli stadi di resistenza che vivono sul fondo. E quindi se io voglio capire i bloom di fitoplancton, non posso studiare soltanto la colonna, devo studiare anche i sedimenti, perché lì ci sono i semi che daranno origine a quello che verrà la volta dopo. Quando io ho studiato biologia marina c'erano queste 4 figure, ma non c'erano i semi sul fondo. E sembrava che qui non c'era niente, c'erano i nutrienti e poi veniva fuori il plancton. Dico, ma da dove viene il plancton? Ovviamente viene dalle banche di semi che sono presenti sul fondo, e questo avviene anche per i copepodi. Ce ne sono che vivono tutta la vita nella colonna d'acqua, oloplancton, ma moltissimi sono nel sedimento sotto forme di resistenza. Questo vuol dire che non possiamo studiare solo il plancton o solo il bentos, le due cose devono essere messe assieme. E invece purtroppo c'è una comunità scientifica che ne studia una e una comunità scientifica che ne studia un'altra. In più queste cose vanno anche ovviamente nello zoo fitobentos. Ci sono lo zooplancton gelatinoso erbivoro, quello che abbiamo visto, le salpe, i dolioli e i pirosomi, che di solito sono oloplantonici. E poi c'è lo zooplancton carnivoro, che può essere oloplantonico, come questi chetognati, che nessuno ha mai sentito nominare, ma che sono molto importanti come predatori. E poi ci sono le mie meduse, lo zooplancton gelatinoso carnivoro. Anche loro hanno delle forme che stanno sul fondo, che poi danno origine a quelle che sono presenti nella colonna d'acqua. In più, gli animali del bentos possono avere larve che sono nel plancton, oppure possono essere sempre nel bentos. E qui si chiude il ciclo con i pesci e le balene, i cetacei, che possono essere holonecton, cioè sono sempre nella colonna d'acqua, oppure possono essere nectoplancton, perché le forme larvali sono presenti, fanno parte del plancton e poi passano nel bentos. Funziona così. Però è molto semplificato, anche se sembra abbastanza complicato. E gran parte degli elementi che formano tutto questo funziona in momenti diversi, in modi differenti, e la gran parte delle specie non la conosciamo. Per cui noi dovremmo cercare di capire qualcosa avendo la conoscenza di questo qualcosa, e non ce l'abbiamo. E la cosa grave è che stiamo investendo pochissimo per queste cose. Io penso che per la maggior parte di voi sia la prima volta che sentono parlare di molte delle cose che ho fatto vedere, il che vuol dire che non si percepisce la necessità di saperlo. Ora, è importante quello che succede nell'atmosfera, nell'oceano e così via, ma è importante nella misura in cui questo risponde a queste forzanti. Cioè il significato dei cambiamenti viene espresso da come cambiano questi sistemi e come si adattano oppure non si adattano ai cambiamenti che noi induciamo.
E questo, per esempio, è quello che dicevo prima. Questa ringa comincia la vita in questo modo. In questo modo viene mangiata da questo chetognato. La ringa adulta mangia il chetognato. Qual è la posizione trofica della ringa? Non ce n'è soltanto una. Quindi quando mettiamo questo dentro i modelli, il numero di variabili diventa talmente grande che tutti quei computer che abbiamo visto non ce la fanno a farlo girare, anche perché non abbiamo i dati. Ok? Non abbiamo i dati. Per cui bisognerebbe, e questo ora poi lo vedremo dopo. Questo lo spiega Darwin. Questa figura l'ho fatta fare con l'intelligenza artificiale, mentre tutto quello che avete visto prima è stato fatto da un artista che ci ha messo mesi. Questo l'ha fatto in un minuto l'intelligenza artificiale. Darwin nell'origine delle specie dice: butta in aria una manciata di piume e tutte cadranno al suolo secondo leggi definite. Sono le leggi della fisica. E quindi qui abbiamo Galileo, Newton o altro che compiaciuti guardano Darwin che butta in aria le sue piume. Però poi continua: ma com'è semplice questo problema se confrontato con le azioni e reazioni delle innumerevoli piante e animali che hanno determinato nel corso dei secoli i numeri proporzionali e le specie di organismi che ora prosperano nell'immensità dell'oceano. Dobbiamo passare dalle leggi di una certa componente della natura a leggi che poi mi descrivano questo. E non ce l'abbiamo, non ci sono. E non ci sono perché non ci sono le conoscenze e abbiamo investito poco per saperlo. Dobbiamo inquadrare tutto questo da un punto di vista spaziale, ovviamente, quindi dall'oceano lo possiamo dividere in sottobacini. Qui vediamo i 3 motori freddi del Mediterraneo. Il Mediterraneo lo possiamo suddividere ancora in diverse sottoporzioni che sono più collegate al loro interno con un fenomeno che si chiama connettività di quanto non lo siano con gli altri, con le altre porzioni dei sistemi. Io queste le chiamo le celle di funzionamento ecosistemico, che mettono insieme la fisica, la geologia, la biologia e l'ecologia. E questo, la mappatura di queste celle non ce l'abbiamo. Quindi stiamo mappando il fondo del mare, abbiamo informazioni da satellite sulla superficie del mare, ma tutto quello che c'è in mezzo sappiamo veramente poco. E quindi ci sono delle lacune conoscitive notevolissime che dobbiamo superare. Quali sono le dimensioni della realtà che dobbiamo guardare? Il fondo del mare è bidimensionale, superfici. A terra di solito parliamo di superfici. Però il mare ha una terza dimensione, cioè c'è un volume. E questa è la colonna d'acqua. Si chiama colonna d'acqua perché è la colonna d'acqua che viene investigata se mando giù dei sensori, delle reti e così via. Se io però guardo diverse colonne d'acqua anche all'interno della stessa cella, ci trovo delle cose differenti. Quindi c'è una variabilità spaziale e quindi c'è una quarta dimensione che devo prendere in considerazione. Non posso guardarne solo una, devo guardare come si distribuisce nello spazio la realtà che sto guardando. Ma non basta, perché se poi io vado in una stagione trovo delle cose, vado in un'altra stagione ne trovo delle altre, e quindi c'è una quinta dimensione che è quella temporale su scala stagionale. E poi c'è la storia, che è una sesta dimensione. E qui vediamo il degrado trofico dell'Adriatico, che prima era molto pescoso, poi ci sono stati i bloom di meduse, poi ci sono state le maree rosse, poi ci sono state le mucillagini, e adesso l'Adriatico è in condizioni molto diverse da come era prima. È una storia in cui ogni evento ne ha scatenato altri. Abbiamo un modello che prevede la storia, dove schiacciamo il bottone e sappiamo il futuro. Gli economisti ce l'hanno, ci fanno sempre vedere quello che succederà. Però poi ogni volta succede qualcosa di strano e non funziona il modello, no? E questo ce l'ha spiegato la fisica con la teoria del caos. Le contingenze possono ridirezionare la storia. Gli economisti dicono: vabbè, ma c'è stato l'11 settembre, c'è stato il Covid, c'è stato questo. E beh, la storia è fatta di questo. Se no,
potremmo schiacciare un bottone e sappiamo tutto quello che succederà nel futuro. Adesso facciamo gli scenari, giustamente, non facciamo più le proiezioni, e facciamo proiezioni ma non predizioni. E quindi questa è già una cosa un po'... Fino a 10 anni fa prevedevano, adesso ci sono scenari. Questo qua è il passaggio da un oceano di pesci a un oceano di meduse, perché abbiamo tolto tutti i pesci e le meduse hanno preso il posto dei pesci. E questa è la tropicalizzazione del Mediterraneo. Nel Mediterraneo adesso troviamo tantissime specie tropicali che prima non c'erano, e sono storie che devono essere prese in considerazione se vogliamo capire quello che succede ora. Dobbiamo sapere quello che è successo prima. Questi sono un po' di rapporti dell'Unione Europea alla quale ho partecipato e dicono sempre: per progredire queste conoscenze, gli scienziati europei di un'ampia gamma di discipline devono fare un salto quantico verso approcci olistici e integrati su una scala che ci aiuterà a meglio comprendere, proteggere, gestire e sfruttare in modo sostenibile il mare e gli oceani che ci circondano. Una grande sfida non solo per l'Europa, ma anche per l'umanità intera. Vuol dire che bisogna mettere assieme i pezzetti, cosa che non stiamo facendo. L'approccio olistico vuol dire mettere assieme tutto. L'approccio riduzionistico è prendere un sistema complesso, ridurne la complessità con tante piccole componenti, capirle una per una, però i fisici ci insegnano il tutto è più della somma delle parti. Quindi non basta conoscere i pezzetti, poi dobbiamo metterli assieme per vedere come funzionano. Questo ultimo dice, per avere un vero approccio olistico che metta assieme fisica, chimica, geologia, biologia, ecologia e socio-economia, dobbiamo gestire gli ecosistemi marini nell'ambito di celle di funzionamento ecosistemico, che sono quella cosa che vi ho detto prima, per poter poi comprendere come cambia la biodiversità e così via. Dato che io sono uno degli autori di questo affare, ci ho fatto mettere dentro le celle di funzionamento ecosistemico, però ho convinto tutti gli altri che aveva un senso. La comunità scientifica produce tanti dati, tante analisi, tante raccomandazioni che hanno ispirato le direttive europee, e qui ci sono le direttive europee. Cominciano con la direttiva Uccelli 79, poi la direttiva Habitat, questa parla di chimica. Da qui in poi c'è l'approccio ecosistemico. E quindi abbiamo cominciato con le specie, poi con gli habitat e poi siamo arrivati agli ecosistemi. Cioè tu mi devi dire se qualcosa ha un impatto prendendo in considerazione gli ecosistemi. Se gli ecosistemi non sono conosciuti, l'impatto non possiamo misurarlo, ok? Cioè non possiamo misurare gli effetti dell'impatto. Adesso c'è il restauro, che è una cosa che a me fa un po' impressione, però comunque siamo andati in questa direzione. Purtroppo ancora molta della biologia di conservazione è ferma all'habitat e alla specie. Difficilmente gestiamo ecosistemi e quindi c'è ancora molta strada da fare per arrivare a fare quello che le direttive già ci dicono. Questa è la direttiva marina del 2008. Dice che entro il 2020 tutte le acque europee avrebbero dovuto raggiungere il buono stato ambientale. E ci sono 11 descrittori. Il primo è la biodiversità e dice la biodiversità deve essere mantenuta. Gli altri prendono in considerazione tutta una serie di impatti e dicono gli impatti che produciamo non devono alterare il funzionamento degli ecosistemi. Quindi i caposaldi di questa legge, che è una legge recepita anche dall'Italia, sono biodiversità ed ecosistemi. C'è un piccolo problema, non sappiamo niente né della biodiversità né degli ecosistemi. E quindi come facciamo a far fronte a questi obblighi se non abbiamo le conoscenze? Lo stato di biodiversità ed ecosistemi misura l'efficacia di iniziative di sostenibilità. Questo è un altro report a cui ho partecipato, alla cui realizzazione ho partecipato, sulla sostenibilità marina,
che poi vuol dire la sostenibilità del 90% dello spazio abitato dalla vita, e possiamo capire se quello che facciamo ha un senso oppure no andando a guardare la biodiversità e gli ecosistemi. Non lo dicono soltanto quelli che li studiano, lo dice anche le direttive europee che sono state emanate. Li abbiamo anche messi nella Costituzione, nell'articolo 9, prima non c'erano. Questo è un lavoretto che ho fatto dove c'è una roadmap per arrivare a questo. E il primo passo dovrebbe essere: conosciamo 2 milioni di specie, potrebbero essere 10 milioni, quindi se dobbiamo gestire qualcosa, prima di tutto dobbiamo capire che cosa dobbiamo gestire. La biodiversità non la conosciamo e stiamo spendendo poco per ovviare a questa domanda. Spendiamo più soldi per cercare la vita sugli altri pianeti che per studiarla su questo. E questa è una cosa abbastanza strana. Poi dobbiamo capire cosa fanno le singole specie, quello che una volta si chiamava l'autoecologia, e poi dobbiamo capire le relazioni tra le varie specie che portano al funzionamento degli ecosistemi, e dobbiamo inquadrare la biodiversità e gli ecosistemi in un contesto spaziale, cioè mappare le celle di funzionamento ecosistemico. Una volta che sappiamo questo, possiamo pianificare le nostre attività per avere una pianificazione spaziale marittima che sia basata sulla conoscenza. C'è un'altra direttiva europea che si chiama Pianificazione Spaziale Marittima di 10 anni fa, e noi ancora non abbiamo fatto la pianificazione spaziale marittima, cioè pianificare le nostre attività per rispondere a quello che sono le esigenze di conservazione e gestione degli ecosistemi marini. Non possiamo pianificare senza conoscere. Qui ci sono le reti osservative marine che ci dicono tutto no. La temperatura della superficie, soprattutto quello. Poi ci sono dei sistemi automatici per registrare la temperatura, la salinità, il pH o tutto quello che volete, ma è sempre fisica, biogeochimica e geologia. E quindi sappiamo tutto di un mare fatto così. Il mare è fatto così. E quindi quello che c'è dentro la biodiversità e gli ecosistemi, non ci sono sistemi osservativi globali che ci diano le informazioni per fare dei modelli attendibili. Se ce l'avessimo potremmo anche provare a farli, ma non ce l'abbiamo. E quindi questa è una cosa che deve essere fatta. Dobbiamo fare un upgrade dei nostri sistemi. Quando io sento parlare del gemello dell'oceano, dico sì, è il gemello così, non così. Quindi mi dispiace, ma non è il gemello dell'oceano, è un'altra cosa. Okay? Se non c'è questo, non è il gemello dell'oceano. Se ci fosse un oceano in un altro pianeta, senza la vita sarebbe il gemello di quell'oceano lì. E quindi questo non si può fare, non basta la chimica e la fisica per capire come funziona. Sono importantissime. Sono la tela su cui è dipinta la Gioconda. Se non c'è la tela, la Gioconda non c'è. Però non puoi guardare solo la tela e la Gioconda non la prendi in considerazione. E quindi queste cose devono andare avanti insieme. Questo quindi è un modello, questi disegnini e questi schemetti sono modelli e sono una sfida poi a chi fa i modelli con la matematica. Fammi questo, perché ovviamente mettendoci dentro tutte le variabili e nelle 6 dimensioni spaziali e temporali che ho delineato prima. Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, dice: se una domanda è troppo difficile, tendiamo a cercarne una più facile e poi facciamo finta di aver risposto a quella difficile, che è quello che effettivamente facciamo. Le domande difficili sono queste, cioè capire come funzionano questi sistemi, di cui sappiamo veramente pochissimo. Quindi l'Unione Europea continua a chiederci approcci olistici e noi continuiamo ad avere approcci riduzionistici. La colpa è della comunità scientifica, cioè se voi chiedete a 50 ecologi marini qual è l'argomento più importante, ognuno vi dirà il suo. Non
e dirà che quello degli altri non è importantissimo. E questo ovviamente non porta, il politico non riesce poi a decidere chi è che ha ragione. A questo punto lo dà a quelli che danno una risposta sola, e quindi le particelle elementari, l'universo. Su questo spendiamo tantissimi soldi. Mentre sulla parte ecologica non li spendiamo, anche perché noi non siamo bravi a comunicarlo. Cioè le cose che avete sentito, se per voi sono sorprendenti, vuol dire che abbiamo fallito a far capire qual è l'importanza di quello che facciamo. E quindi dobbiamo sforzarci di più perché questo venga compreso. Nel modello che abbiamo visto prima c'è l'uomo che grida, no? Ma c'è anche l'uomo che vota. E quindi non basta soltanto gridare, bisogna vedere i politici che scegliamo che tipo di politica propongono, a che cosa danno priorità, perché noi scegliamo quei politici. Negli Stati Uniti dovevano scegliere ai tempi di Al Gore, che vinse il premio Nobel e il premio Oscar lo stesso anno, e scelsero Bush. La comunità scientifica americana aveva cercato di convincere i politici dell'importanza di queste cose e avevano convinto Al Gore. Non è importante convincere i politici, è importante convincere chi li sceglie votando. E quindi questo è stato un errore strategico che è stato fatto e veniamo a raccontare queste cosette per convincere quelli che votano a chiedere questo ai politici che chiedono il loro voto. Grazie. Grazie Nando per questa stimolante relazione. Ci hai portato negli abissi della conoscenza e ci hai fatto mettere, ci hai messo in risalto aspetti che effettivamente sono poco conosciuti. Abbiamo sentito un aspetto relativo alla biodiversità, adesso passiamo alla biodiversità vegetale con il professore Alessandro Chiarucci dell'Università di Bologna. Sì. Grazie, anch'io prendo l'occasione per iniziare ringraziando l'Accademia e il presidente, il professor Pestarino, per l'invito, perché è sempre un piacere venire a parlare di queste cose. Inizio con come dire, una battuta, se Nando me la permette. Vengo a parlarvi di quel piccolo 10% del volume della vita, parlando di ecosistemi terrestri. In termini di superficie è un po' di più, è quasi il 30%. È quasi il 30, però ha ragione Nando che la vita vive nel volume, non vive nella superficie. Anche le foreste sono un volume, peraltro. Comunque, più piccolo del mare. Quindi è vero il concetto del volume. Come si fa ad andare avanti qua? Ecco, ok. Quindi avevo messo un po' di slide introduttive sulla biodiversità, ma ce la siamo già dette. È pure vero quello che Nando ci ha appena detto, sia che non sappiamo quasi nulla della biodiversità e non sappiamo quasi nulla neppure della biodiversità negli ecosistemi terrestri, cioè in quella che ci accompagna sui continenti che abbiamo esplorato praticamente per ogni centimetro quadrato. Esistono tanti modi di quantificarla, di misurarla, quello più semplice è contare le specie, no? Contare le specie è il modo che viene anche nella nostra storia come uno dei metodi più semplici, poi esistono metodi più complessi. Il verde rappresenta le specie che conosciamo per i vari gruppi tassonomici, il giallo quello che non conosciamo. A prescindere dall'errore, perché non esistono neppure metodi di stima. Io per anni mi sono sforzato anche con degli statistici di analizzare i metodi di stima del numero di specie che vivono nel luogo, ad esempio in un parco nazionale. E ad oggi non esiste uno stimatore solido statisticamente che permetta di stimare il numero di specie, quindi figuri presenti tra quelle che conosciamo. Figuriamoci quella parte che neppure è mai stata descritta o identificata. Le stime ci dicono che probabilmente ci sono circa 9 milioni di specie, Nando prima ha detto 10, alcuni dicono 3,5, alcuni dicono 35, capite bene che non lo sappiamo, perché se no diremmo 7,2 precisa. Invece se diciamo fra 3, 10, 9, 30 significa chiaramente che non lo sappiamo. Chiaramente ci sono dei gruppi che sono più conosciuti o meno sconosciuti di altri. E per esempio io sono un botanico, le piante abbiamo la fortuna che sono tra quelle più conosciute. Vabbè, qui ho messo qualche numero sull'Italia, ma magari lo rammento dopo. L'Italia, essendo questa lunga penisola nel mezzo del Mediterraneo, che è un hotspot di biodiversità, un punto caldo della biodiversità,
ha una notevole quantità di biodiversità. Tipicamente la biodiversità è una funzione della scala spaziale. Più grande è l'area, più biodiversità c'è, o più grande il volume, se volete, è uguale. Con una relazione che non è lineare, ma che dipende dallo spazio, perché la vita per manifestarsi nelle proprie forme ha bisogno di spazio. Un esempio che faccio sempre ai miei studenti è: se comparate la diversità che avete nel vostro giardino di casa è con quella dei giardini Margherita a Bologna, sapete bene, anche senza averne visto, che ai giardini Margherita ce ne sono di più, ma se comparate i giardini Margherita con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi o dello Stelvio, sapete che là ce n'è di più. Quindi la scala è sempre importante. Anche la distanza, la differenza fra i luoghi è molto importante, come ci dice la prima legge della geografia, ossia tutti i luoghi hanno qualche somiglianza, quelli più vicini sono più simili. Quindi uno dei driver della generazione di biodiversità è la diversità in geografia, in distanza o anche in condizioni ecologiche. Bene, siccome il titolo che avevo dato era sull'antropocene, ho preparato una slide sull'antropocene. L'antropocene è un concetto che ormai ha permeato anche la cultura, direi, quotidiana. Ne sentiamo parlare anche nei media normalmente, come un periodo storico. Qui c'è una copertina di Nature che dice l'epoca umana, in cui tutti i processi a scala planetaria sono controllati dalle nostre attività, dal clima, l'abbiamo visto prima con il professor Pasini, con la dinamica delle acque, degli oceani, l'abbiamo visto con il professor Boero, con i sedimenti, la sedimentologia, perché i nostri lavorazioni superficiali dei nostri processi controllano anche la sedimentologia e così il ciclo dell'azoto. Ogni cosa è comandata da noi. C'era stata una proposta di identificare questa finestra storica come una vera finestra temporale geologica, denominata appunto antropocene, come l'Olocene, ma questa finestra non è stata accettata dalla Commissione Stratigrafica proprio quest'anno, recentemente. Hanno detto no, non esiste un'epoca geologica definibile come antropocene. Si è discusso a lungo su come marcarla, no? Dai sedimenti radioattivi dei primi esperimenti nucleari, prima della rivoluzione industriale, con una serie di concetti. Bene, quindi l'antropocene non esiste. Ho messo un paio di copertine perché questa è una di Science, una di Nature, perché mi piace molto questo titolo, dice l'antropocene è morto, lunga vita all'antropocene. Perché questo? Perché pur essendo non riconosciuto come periodo storico da parte, come periodo geologico, diciamo, da parte della Commissione Stratigrafica Internazionale, è chiaro che tutte le nostre attività influenzano così tanto i processi ecologici, la biodiversità, gli ecosistemi di questo pianeta, che in qualche modo in scala ecologica dobbiamo riconoscerlo. Questi dati sono questo è il lavoro del 2020, fa vedere la quantità di massa prodotta dagli uomini, quella curva che cresce, e la compara con la biomassa del pianeta. Sono pieni di errori perché sono fatti con delle stime che ovviamente è difficile pesare ogni sedia, ogni edificio, ogni automobile, ogni frigorifero prodotto, però più o meno si riescono a modellizzare. Bene, nel 2020, più o meno 6 anni, quindi al limite fra 2 anni centriamo, la quantità di oggetti prodotti dall'uomo supera la biomassa vivente dell'intero pianeta. E quindi chiaramente siamo noi il principale driver ecologico del pianeta. Oppure la plastica viene stimata 8 gigatonnellate rispetto alle 4 gigatonnellate degli animali, cioè gli animali 4 gigatonnellate, la plastica 8. Oppure gli edifici 1100 gigatonnellate e gli alberi, gli arbusti, tutte le foreste che coprono i continenti 900. Quindi capite bene che noi siamo la forza numero 1 della natura, purtroppo per la biodiversità. Questo è un lavoro una grafica, anzi, è stata rielaborata dall'Enciclopedia Britannica sul lavoro del 2018 che cercava di stimare la biomassa dell'intero pianeta Terra. Anche su questa sono uscite tante critiche perché stimare quanto pesano tutti i comparti ecologici funzionanti dell'intero pianeta Terra, non conoscendoli, come abbiamo visto anche dal professor Boero prima, è difficile. Quindi prendiamola a grandi linee, però ci tengo a darvi un paio di indicatori. Uno, le piante sono 450 gigatonnellate su 550, quindi è chiaramente importante che noi capiamo come funziona il ciclo della vita controllato dalle piante, perché rappresentano una grossissima fetta della biomassa. Gli animali, c'è un pointer qui?
No, c'è la canna, giusto. Anzi, non è una canna, è un bastone. Gli animali, tutto sommato, sono una parte piccolina di di biomassa, ma sono, dal punto di vista della biodiversità, molti di più delle piante. Quindi sono tanti oggetti diversi concentrati, diciamo, in una piccola biomassa. Quando andiamo a vedere questa, come sono fatti qua dentro, ci sono gli artropodi, i pesci, vari gruppi, no? Quello che mi preme farvi vedere come un indicatore dell'antropocene, del nostro impatto, è questa parte piccolina qua, che ho trovato in un altro grafico molto bellino, ci fa vedere la biomassa dei mammiferi. I mammiferi sono un gruppo relativamente piccolo di animali, sono circa 6.000 specie, insomma, sono poche tutto sommato, no? La stima di peso dei mammiferi ci dice che noi umani siamo il 34% della biomassa di tutti i mammiferi del pianeta Terra. Gli animali domestici sono il 62% della biomassa di tutti i mammiferi del pianeta Terra, cioè umani e cibo per umani, passatemi diciamo, l'approssimazione molto grossolana, ma insomma che ci dà un'idea della trasformazione dei processi, rappresentano il 96% della biomassa di tutti i mammiferi presenti sulla Terra. Le altre specie, quelle diciamo che vivono a sole, come la balena che abbiamo visto nelle figure di Nando Boero prima, o il cangurio, o quello che volete, sono racchiuse in un 4% di biomassa. Che significa questo? Che anche a scala di processi sulla vegetazione, eccetera, tutto è fatto per nutrire questo oggetto qua che serve a nutrire questa categoria qua. Ossia, la gran parte del ciclo che passa attraverso quelle 450 gigatonnellate, che è energia solare, viene poi utilizzato per la nostra società. Quindi pensate un po' agli animali, una balena o una giraffa non può ridursi più di tanto le dimensioni, quindi se costipiamo la biomassa in numeri più bassi significa che sono meno individui, se sono meno individui saranno più prossimi a un processo di estinzione. Ovviamente questo qua va anche a impattare sulle pandemie. Abbiamo sentito le pandemie, le zoonosi, tutte queste cose. È uscito anche stamani, l'ho visto mentre ero in treno che venivo giù, un articolo di Roberto Danovaro, un collega che è stato il presidente della Fondazione Anton Dohrn fino a poco fa, che parla appunto del G7 Salute che si tiene in questi giorni, in cui si discute la relazione tra salute e ecosistemi naturali. Spesso però per noi gli ecosistemi naturali sono questo. Un cittadino, ora qui ovviamente esagero, ma Central Park, un bellissimo parco, ma viene percepito come un elemento naturale in un territorio pienamente trasformato. Oppure quando siamo nella nostra bella penisola, uno magari va sulle colline, sui rilievi, sull'Appennino, sulle Alpi e vede dei boschi, ma anche questi, pur avendo specie, diciamo, spontanee, hanno pochissimo o nulla di naturale, perlomeno dal punto di vista delle interazioni e dei cicli. Questa è la storia, l'uomo, la nostra gestione, il fatto che abbiamo prelevato biomassa, questo è un ceduo, ma anche quando vediamo un oggetto così, una foresta così, una bella faggeta molto spettacolare, come dire, da quadro pittorico, ci troviamo di fronte a un paesaggio, a un ecosistema che pochissimo ha di naturale e molto dipende da come l'uomo l'ha costruito nel corso dei secoli per delle scelte. Il primo per produrre biomassa a ciclo rapido, questo per produrre materiale legnoso. Un bosco naturale dovrebbe essere fatto così. Questo qua è il bosco di Sasso Fratino, la prima riserva integrale istituita in Italia, in cui nessuno fa più nulla, nessuna attività gestionale da quanto? Da centinaia di migliaia di anni? No, da qualche decennio, da pochi decenni, perché la persona che l'ha istituito, Fabio Clauser, è ancora vivo. È un signore che ha 105 anni. Come immaginate, il bosco quindi non è solo fatto dai tronchi degli alberi o da qualche erbetta che ci vive, ma è fatto anche dai funghi, dai batteri, da tutti gli insetti che vivono nel suolo, tutti gli artropodi, quindi da una componente di biodiversità che è molto molto più ricca di quella che misuriamo con la semplice conta delle piante o la stima del legname che presenta in un bosco. Questi luoghi qua però in Europa sono quasi praticamente scomparsi. Una legge fondamentale dell'ecologia, forse l'unica, secondo me, l'unica che si esprime in un modo matematico veramente solido, è quella delle relazioni specie-area, ossia, questo qui è col modello di Arrhenius, ne esistono diverse, ma ci dice che aumentando l'area aumenta il numero di specie che possono coesistere, che possono vivere.
Questa è una legge che ogni volta che l'abbiamo testata nelle piante, negli animali, negli ecosistemi terrestri, marini, montani, ha sempre funzionato. Funziona con una legge di potenza, ossia la crescita del numero di specie, la diversità è molto ricca all'inizio e poi sempre meno, cioè per avere ulteriori incrementi ci vogliono aree sempre molto più grandi, però funziona anche al contrario. Funziona anche al contrario, ossia quando riduciamo l'area, perdiamo specie. Le perdiamo con due processi. Il primo è quello dell'estinzione immediata. Di mezzo alla foresta, le specie che vi possono vivere si riducono di un tot. Siccome quando la dimezziamo la rendiamo più simile a un'isola, perché ovviamente viene magari disboscata intorno, che succede? Che questo equilibrio si sposta da una curva di questo tipo a una di questo altro tipo, che sta più bassa. Quindi abbiamo un'altra perdita di specie che avviene dopo e lo chiamiamo debito di estinzione. Come tutti i debiti, come quello che noi possiamo avere con la banca, prima o poi va pagato. Quindi la perdita della biodiversità avviene immediatamente con la distruzione degli ecosistemi o la loro trasformazione. Di questi luoghi qua ne sono rimasti pochi, sono stati trasformati. E in parte con il debito di estinzione successivo. Questo genera dei tassi di estinzione di specie che sono molto più alti di quelli naturali. Stimiamo che il tasso attuale sia circa 10-100 volte più alto, che nei prossimi decenni arriverà a essere fra le 100 e le 1000 volte più alto di quello naturale, perché le specie si sono sempre estinte anche per cause naturali. I dinosauri sono estinti senza che noi ne avessimo responsabilità. E questa organizzazione, abbiamo sentito l'IPCC o IPCC, cioè il panel intergovernativo sul cambiamento climatico. Ne esiste un altro, nato sempre nello stesso ambito, le convenzioni di Rio, il summit sul pianeta Terra. Passatemi una riflessione politica, un momento in cui forse c'era uno spirito collettivo migliore in cui si cercava un futuro rispetto ad ora, perché siamo in un'epoca più difficile. L'IPBES è la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. Stima che per i vari gruppi la parte rossa siano specie a rischio di estinzione e nel loro report di 2 anni fa stimavano che da qui a fine di questo secolo 1 milione di specie andranno estinte. Ora, 1 milione di specie estinte è una stima, è una proiezione, chiamiamola come vogliamo, è sicuramente sbagliata. Siccome qui si parla però di questo secolo, alla fine di questo secolo in cui viviamo, è l'orizzonte di vita, ad esempio, di mia figlia, che è del 2005, quindi più o meno questo è l'arco della sua vita. Ammetto pure che sia sbagliata e magari abbiano sbagliato del doppio, della metà. Ma pensare che nell'arco di vita di una nostra figlia, di una persona che nasce adesso, un millennials come si dice, si perdano 1 milione o anche solo, fra virgolette, 500.000 specie da questo pianeta meraviglioso, è uno scenario che indubbiamente ci fa riflettere. È la responsabilità che abbiamo noi adesso rispetto a quello che lasceremo in futuro. E su questo vengo a qualcosa di più botanico. Spesso abbiamo dei meccanismi contrastanti, delle informazioni anche distorte. Questo qui, per esempio, è un ADN Cronos di un po' di anni fa che diceva in Italia più alberi e foreste. Più alberi e foreste, ma meno aree agricole. Bene, queste cose qui si vedono a scala anche globale. Guardate questo, un articolo su Nature. Questi signori ci dicono, fanno un'analisi del cambiamento globale delle terre emerse fra il 1982 e il 2016 e dicono, ho evidenziato una frase nel riassunto che sintetizza il problema che cerco di portare alla luce. Noi dimostriamo che, contrariamente alla visione prevalente che l'area forestale sia diminuita globalmente, la copertura arborea è aumentata. Vedete bene, fanno un'assunzione fondamentalmente sbagliata in cui dicono misuro gli alberi, ti dimostro che sono aumentati di copertura e ti dico che questo è in contrasto con quello che si credeva che le foreste stessero diminuendo. Ma quegli alberi che vi ho fatto vedere prima di Sassofratino sono una vera foresta con un suolo, il carbonio sta anche nel suolo, perché la maggior parte del carbonio fossile che noi usiamo oggi è quello che è passato attraverso i suoli, non è quello che è stoccato nei fusti. Quindi questi discorsi sono molto pericolosi perché mettiamolo in mano a, che ne so, un ipotetico presidente brasiliano, come se non ci fosse stato, che voglia tagliare
il cerrado, che è una vegetazione arbustiva ricca di biodiversità, per piantarci degli eucalipti, perché dicevo si faccia aumentare la copertura arborea. È successo purtroppo. Quindi anche gli scienziati con questi meccanismi a volte con cui si confondono le componenti dell'ecosistema perdendo la complessità di una foresta e considerando solo gli alberi, a volte possiamo dare dei messaggi sbagliati. Da parte nostra facemmo questa risposta sul Nature Scatena un Pandemonio su Conservation Biology, una rivista di biologia della conservazione, in cui si diceva che è necessario mappare le foreste a scala globale per la loro naturalità e non tanto per essere coperti dagli alberi, perché questi qua sono tutti coperture di alberi, ma nessuno di essi ha la complessità delle foreste che hanno le foreste vere. Il problema, ad esempio, delle foreste è che in un unico concetto, foresta, entrano tanti oggetti diversi, da un impianto di pioppi o di qualsiasi altra cosa sia, che non ha nessun valore ecologico, magari serve per produrre cellulosa, legname, quello che è, fino a degli ecosistemi intatti. Tutti questi entrano nella medesima categoria e quindi è necessario che anche dal punto di vista ecologico si inizino a usare dei concetti diversi per rappresentare ciò che ha una funzionalità ecologica rispetto a ciò che non ce l'ha. Foreste primarie sono cose molto diverse dalle foreste gestite a cui siamo abituati a vedere i nostri abiti, però purtroppo sono ridotte a pochi lembi di spazio. Questa è la mappa che ha prodotto Francesco Maria Sabatini, un ricercatore che stava in Germania, che è riuscito a far rientrare col programma Rita Levi Montalcini, adesso lavora nel nostro gruppo di ricerca a Bologna, ha fatto la mappa europea. Si tratta di quanto coprono queste foreste primarie, ossia quelle che l'uomo non ha mai tagliato, lo 0, qualcosa del territorio. Cioè ormai abbiamo trasformato così tanto gli ecosistemi anche forestali che la maggior parte delle foreste che abbiamo hanno un ridotto valore ecologico. Peraltro ci sono diversi elementi di riflessione, ad esempio qua in Calabria si vedono delle macchie ma in realtà sono dei puntini, cioè non sono neppure mappabili a questa scala. Abbiamo osservato come con la siccità e con gli incendi dell'anno scorso, che ricorderete, le foreste più vecchie, che non sono primarie ma sono vetuste, ossia hanno avuto qualche attività di gestione, ma diciamo in tempi molto passati, hanno reagito meglio, hanno avuto meno effetti del caldo e sono state meno attaccate dall'incendio. Perché? Dove c'è più biomassa, c'è più suolo, c'è maggior capacità di ritenzione idrica dei suoli, c'è anche una maggior resistenza dei suoli. Quindi c'è una relazione complessa anche col clima, non sono tutte uguali. Un impianto di alberi, l'abbiamo visto purtroppo con Vaia, va giù come brilli. Una foresta matura, magari vanno giù gli alberi, ma l'ecosistema rimane funzionante. E poi un'altra riflessione, l'ha detto prima Nando, il tempo per la biodiversità è una scala fondamentale che noi non consideriamo e purtroppo quando facciamo anche la pianificazione, ad esempio, di un'area protetta, molti di noi sono stati coinvolti, ad esempio, nei parchi, facciamo sempre delle scale che sono ridicolmente brevi rispetto ai processi che vogliamo preservare. Questo signore che vedete, alberello un po' stento, l'ha mappato il mio amico Gianluca Piovesan a 1300 anni. Cioè questo signore è un pino loricato sul Pollino che è nato da un seme caduto a terra 1300 anni fa, da un'altra pianta che magari era nata altri 1300 anni prima. Capite bene che con 2 generazioni abbiamo fatto la storia quasi della civilizzazione. E non è il solo. Inoltre resistono bene, cioè è un po' malconcio, ma è un vecchiettino che sta lì, arroccato sulle sue rupi e resiste. Questa signora di qua è la pianta datata con certezza con radiocarbonio, l'angiosperma, più vecchia conosciuta. Perché sulle gimnosperme, ossia pini, abeti, coniferi, conosciamo piante datate con certezza fino a 5.000 anni. Sulle angiosperme abbiamo anche nozioni, diciamo, di piante millenari, ma poi ogni volta che sono state datate non hanno resistito, ad esempio, alla prova del carbonio. Questa qua è la pianta che ad oggi risulta di nuovo in Calabria e ha 9 secoli anche questa. Quindi i processi, pensiamo ad esempio all'interazione col suolo e con i funghi, che questa pianta con cui ha avuto a che fare, che controlla, con cui è coinvolta anche oggi, sono dei processi estremamente lunghi. Per questo è necessario, questa è una bellissima call apparsa pochi anni fa, proteggere gli ultimi lembri di natura incontaminata sui continenti.
anche nei mari, immagino. C'è anche il mare qua in realtà, anche nel mare lo vedete, ce n'è pochissimo. In Europa, se guardate, non c'è nulla di incontaminato. Questo dipende soprattutto dal fatto che, avendo fatto una mappa globale, hanno usato delle celle di 50 km per 50 e quindi il bosco di Sassofratino o il bosco del Gariglione in Calabria non viene mappato perché è un puntolino. Quello che invece facciamo in Europa è avere, per esempio, un grande sistema di aree protette. Rete Natura 2000, 26.000 aree protette, 26.000 aree protette, che però, l'ha detto prima di nuovo Nando Boero, proteggono uno status quo. È come se proteggessimo delle cartoline, proteggono degli habitat che sono definiti in maniera fissa, quel tipo di prateria, quel tipo di bosco, quel tipo di anche strutture non solo biologiche, per esempio ghiacciaio, eccetera, ma sono definite in modo statico. Cioè quel tipo di prateria deve avere quelle specie, quel tipo di bosco deve avere quelle specie. Questo non è proteggere il processo ecologico, è proteggere un paesaggio spesso culturale che abbiamo costruito, pensiamo alle pinete costiere a pino domestico, che sono elencate dalla direttiva Habitat, ma che se noi le lasciassimo al loro dinamismo naturale si trasformerebbero, come si stanno trasformando, in tutt'altre strutture. Aumenteremo di naturalità in risposta anche al cambiamento climatico, perché ovviamente chi arriva dopo delle piante è una pianta che ha una capacità, però perderemo qualcosa che è elencato nella direttiva Habitat. Quindi c'è da fare una grossissima riflessione su cosa vogliamo proteggere, perché dovremmo passare nei prossimi decenni, spero rapidamente, da proteggere i pattern spaziali, le strutture che abbiamo, a proteggere i processi. Questo lo si fa ad esempio tramite le aree protette. Per esempio, le aree protette, c'è un organismo internazionale, l'Unione Internazionale Conservazione della Natura, che classifica le aree protette in 6 categorie. In realtà sono 7 perché la 1 viene divisa in 2. E quello che è importante è che qua dentro ci stanno livelli di protezione diverse. E questo dovrebbe essere uno standard, che però già questo è difficile rispettarlo. Guardiamo l'esempio 1. La categoria 1A, riserva integrale. La riserva Sassofratino, così come l'isola di Montecristo, così come altri luoghi iconici che proteggono la biodiversità senza che nessuno la tocchi. In Europa siamo allo 0,3%. Dopo vi faccio vedere la mappa, le abbiamo mappate tutte. Allo 0,3% della superficie. Oppure, se prendiamo alcuni altri livelli, le aree wilderness, le aree selvagge sono simili, ma ci si può andare, esistono solo nella Scandinavia, nei paesi settentrionali. Ad esempio, il parco nazionale, guardate cosa dice l'Unione Internazionale: area protetta finalizzata alla protezione di un ecosistema con possibilità di funzione e scopo ricreativo. Non sono i nostri parchi nazionali, i nostri parchi nazionali si fa anche, che ne so, agricoltura, selvicoltura, gestione del territorio, non si va come a Yellowstone solo per scopo ricreativo, no? Quindi anche queste classificazioni spesso sono sovradimensionate rispetto al reale grado di protezione dei processi. Ora, nel 2020 arriva la strategia europea per la biodiversità, che dice che bisogna arrivare a proteggere il 30% delle terre e dei mari dei Paesi membri dell'Unione. Con la Natura 2000, non ve l'ho detto, siamo al 19,8%, 20%. E però dice una cosa molto più importante, che purtroppo poi si è andata un po' scemando, sfumando nei documenti successivi. Qua dentro, nel pilastro 1, c'è scritto e mettere un terzo di questi sotto stretta protezione. Protezione rigorosa, cioè 30% da proteggere in ogni modo, incluso i paesaggi culturali, un terzo di questo, il 10%, da proteggere in maniera rigorosa. Che vuol dire proteggere in maniera rigorosa? C'è il documento della Commissione europea che dice i processi naturali devono perciò essere lasciati essenzialmente indisturbati dalle pressioni umane e dalle minacce dell'area. Cioè il funzionamento deve essere lasciato intatto, in modo tale da garantire, come una sorta di riserva, come una sorta di assicurazione, la funzionalità di quei processi, degli ecosistemi e di quella parte della biodiversità che noi non conosciamo, a prescindere dalla nostra attività. Siccome non la conosciamo, la biodiversità, ad esempio dei funghi, si stima che esistano 1,5 milioni di specie, ne conosciamo alcune decine di migliaia. Capite bene che conosciamo soltanto una parte piccola. Il garantire che questi processi ecologici possano permanere intatti, indisturbati in alcune aree, 10% è piccolo come target, ma
è molto lontano, garantisce la sicurezza e queste possano continuare. Abbiamo provato a mapparle queste aree, abbiamo preso anche i parchi nazionali, tutti i parchi nazionali, vedete i parchi nazionali d'Italia, no? Il Parco d'Abruzzo, il Parco dei Casentinesi, Stelvio, Gran Paradiso, eccetera. Quindi abbiamo incluso, abbiamo stati di manica larga, diciamo, perché come sapete nei parchi nazionali si fa anche gestione, non sono aree protette in cui tutti i processi sono garantiti. Arriviamo a scala europea al 3,37%. Se prendiamo solo quelle di categorie molto ristrette, arriviamo a degli 0, arriviamo a proteggere in modo rigoroso davvero poco di questo territorio. E poi cosa proteggiamo? Proteggiamo tutti gli ecosistemi, tutte le comunità biologiche. Qui c'è la distribuzione della percentuale di protezione in funzione della quota altimetrica. Il 10% lo raggiungiamo sopra i 1400 metri. È facile proteggere le montagne da una specie come la nostra che vive nelle pianure, di cui prevale la vita nelle pianure, no? Quindi proteggiamo essenzialmente quei luoghi che sono protetti da soli, perché non li usiamo. Lo stesso per l'Italia. In questi l'abbiamo fatto per tutti i paesi. Questa è la distribuzione in giallo, sono le 3 regioni biogeografiche, no, questa è complessiva, queste le aree 1A, riserva integrale, questi sono i parchi nazionali. Questa è la distribuzione del territorio e quella è l'area protetta. Come vedete, le aree protette, cioè scusate, il contrario, il blu è la distribuzione del territorio e il giallo è l'area protetta. Le aree protette, per qualsiasi tipologia si prendano, sono sempre spostate più a monte. Questo però è, per fortuna, a questo momento, una garanzia, un'assicurazione per il riscaldamento climatico, perché stiamo osservando che la maggior parte delle specie, anche le piante lo fanno, si spostano in alto. Il più bello studio che conosco, non ci ho messo una slide, l'hanno fatto gli olandesi, sono andati a ricampionare i dati di Alexander von Humboldt, che è uno che in Italia non conosce quasi nessuno. Von Humboldt fece un viaggio nelle regioni equinoziali, 5 anni, e scalò una montagna insieme a Fedele Bonpland, e il Chimborazo era considerato la montagna più alta del mondo, e lasciò dei dati sull'inizio e la fine altitudinale di ogni specie. Questi danesi sono tornati a ricampionarle, hanno trovato che la maggior parte delle specie sono oggi più in alto, 200 metri circa più in alto, di quelle che ha visto esattamente 2 secoli fa Alexander von Humboldt. Questo lavoro che vi ho fatto vedere, abbiamo provato a misurarlo in percentuale, è complicata questa grafica, misura i paesi dell'Unione Europea e le regioni biogeografiche in cui l'Unione Europea è divisa. Quando è blu significa che abbiamo raggiunto almeno un 10%, quel target che dice l'Unione, proteggiamo il 10%, un terzo in modo rigoroso. Come vedete di blu ce n'è poco, ce n'è un pochino nella regione alpina, di nuovo. Proteggiamo bene le regioni alpine, quelle montane. Quando andiamo per esempio in alcune altre regioni, i numeri sono davvero bassi. E poi abbiamo detto, ma se volessimo farlo, ci sarebbe questa terra per proteggere, per dedicare un decimo del terreno alla conservazione della natura, dei processi, quel che c'è. Abbiamo tolto l'agricoltura, abbiamo tolto l'urbanizzato, le reti infrastrutturali, eccetera, e non c'è più questa terra, non c'è più. C'è tutta, il blu dice dove abbiamo la possibilità di espandere queste aree protette al 10%, c'è nella regione alpina, ce n'è un pochino in alcuni paesi nella regione continentale, in molte combinazioni non c'è più. Non abbiamo nemmeno, nei totali di paesi, se prendiamo l'Italia ce l'abbiamo, abbiamo l'11,8% circa di territorio che è destinabile a questo, ma in molti altri paesi neppure c'è più questo. Allora, con National Biodiversity Future Center, forse avete sentito rammentare, ho messo un ricercatore, abbiamo assunto a Bologna, Riccardo Testolin, a mappare le aree senza strade, perché è facile proteggere dove non ci arriviamo. Quindi le aree senza strade sono un indicatore di natura più incontaminata, diciamo. E le abbiamo mappate a scala europea. Queste rosse e verdi rappresentano le aree dove non ci sono strade, ferrovie, oleodotti, reti elettriche, eccetera. E come vedete ci sono l'Europa centrale, non c'è quasi una, la Spagna ce n'ha tanto, i Balcani e diciamo tutta la penisola balcanica. Ora questa è la mappa solo dei paesi dell'Unione Europea, manca qua, però per esempio Bulgaria, Romania ne hanno tanta, però il rosso è l'agricoltura. E agricoltura estensiva che non ha strade perché si tratta di campi enormi, pensate a
al centro, alla Spagna centrale. Le aree senza strade e senza agricoltura sono quelle verdi. Dove le ritroviamo di nuovo? Pirenei, Alpi e Scandinavia settentrionale. Quindi anche volendo, quello che abbiamo è che dobbiamo trovare dei nuovi metodi. L'abbiamo fatto pure sulle isole del Mediterraneo, ma siccome credo, quanti minuti siamo ancora? Sulle isole del Mediterraneo, anzi la prima cosa che ci ha sorpreso quando sono andato a cercare di fare questo nel Mediterraneo è che non ho trovato un elenco completo di tutte le isole del Mediterraneo. Allora ho preso i ragazzi del mio gruppo e ho detto bene, facciamo una mappa, prendiamo tutti i dati e ne facciamo una unica e le abbiamo contate tutte. Le isole più grandi, perché c'era chi diceva sono 5.000, sono 10.000 e ci sono dei numeri che girano anche un pochino variegati. Bene, le abbiamo riperimetrate tutte partendo da uno shape di costa della US Geological Survey, poi dal Google Maps, tutti questi strumenti. Le isole più grandi di un ettaro sono 2217. Ci abbiamo anche messo tutti i rilievi di vegetazione disponibili, 46.000 rilievi di vegetazione fatti storicamente dai botanici qua e là, li abbiamo spalmati sopra queste isole per vedere la loro unicità, perché le isole sono un motore di biodiversità. L'isolamento, come si è detto prima, genera biodiversità. E poi quante di queste sono protette di nuovo? Col target 30%, chi sta di qua lo supera, noi siamo vicini ma non ci arriviamo, lo superano la Grecia, Francia, Cipro, la Spagna, Cechia, Croazia, Libano e Marocco. Però quando poi vediamo, ma questa protezione, con quelle categorie che vi ho fatto vedere prima, assicura che queste isole possano funzionare senza disturbo, rispondere ai cambiamenti climatici senza, come dire, una gestione di, che ne so, di impianti di pino, di quello che è? Queste sono quelle che hanno il 10% di protezione integrale. Marocco non è un paese famoso per tante isole. Libano non è un paese famoso per tante isole e credo in questi giorni forse stia vivendo anche altre vicende. E Spagna. Gli altri paesi sono tutti sotto il 3%. Queste sono le isole strettamente protette. Sono poche, sono 67, comprese nella loro interezza. E anche qua dentro, torno un po' sulle piante, spesso abbiamo delle cose strane. Quest'isola è famosa, il romanzo di Dumas, l'isola di il Conte di Montecristo, no? È un'isola un po' iconica perché non ci si può andare, perché è protetta. Per questo oggetto qua di biodiversità, una capra. Dal punto di vista biogeografico, un animale come una capra su un'isola di 10 km quadrati, se ci arrivasse per natura, si estinguerebbe perché non avrebbe la capacità di sostenersi a lungo. Quindi è un animale introdotto all'uomo, introdotto storicamente, anticamente, ma che ha trasformato così tanto l'isola che ve lo racconta questo signore qua, che è un leccio. Li abbiamo datati con radiocarbonio l'anno scorso, abbiamo pubblicato 2023, no, 2022, no, 2023 su Ecology. I lecci di Monteristo sono i lecci più vecchi conosciuti, 800 anni, 8 secoli, quelli vecchi. E quelli giovani non ci sono. Non ci sono lecci, o perlomeno ce ne sono molti pochi, o meglio, ci sono alcuni nei recinti che i carabinieri fanno per proteggerli dalle capre. Quindi non ci sono lecci più giovani 200-300 anni, perché se li sono mangiati tutti, queste capre. Quindi di nuovo cosa proteggiamo? Proteggiamo un'isola, un processo ecologico, proteggiamo un animale domestico, semidomestico introdotto. Di nuovo dobbiamo fare delle riflessioni. Quello che io sto cercando di fare a queste conferenze che faccio in giro è che quest'isola, a quest'isola la storia naturale aveva dato un altro progetto, quello di essere un'isola coperta da foreste. E ci sono le tracce storiche che ci raccontano di un'isola coperta da foreste senza mammiferi terrestri, poi i pipistrelli, le foche monache, ovviamente questi qui ci sarebbero potuti essere, ma perché non c'erano arrivati. Adesso, dopo secoli di nostra trasformazione, nostra gestione, per quanto mitologica sia, abbiamo un pezzo di granito. Quindi qua è necessario che noi decidiamo cosa fare in questa, come in n mille altri casi. Questa è come dire se vogliamo proteggere il processo, dobbiamo decidere questa è la sua storia e questa non è la sua storia. E dobbiamo assumercene in qualche modo la responsabilità di dirlo. Oggi come oggi,
vengo a concludere con questo argomento del rewilding, che è un tema un po' difficile. In Italia ancora se ne parla poco. Nel nord Europa è molto utilizzato. Cos'è il rewilding? Non esiste nemmeno un termine preciso italiano, sarebbe il rinselvaggimento, quindi è brutto, usiamo quello inglese. Quindi è la natura che torna dove noi l'abbiamo lasciata. Prima mi ha colpito una cosa che ha detto Nando, ha detto la restoration law mi preoccupa, a me pure, tanto mi preoccupa, perché è un bel concetto, ma la natura, la vegetazione, i boschi tornano anche da soli, basta non bruciarli, basta non tagliarli, basta lasciare i processi ecologici intatti. E questo viene oggi definito, ad esempio, attraverso il rewilding. Le aree che noi abbiamo abbandonato sono concepibili come delle aree in cui questi processi e questa componente della biodiversità può svilupparsi anche con dinamiche che saranno diverse, perché il clima sarà diverso, perché saranno cambiate le interazioni con le specie, tanti fattori diversi, ma in cui potremo lasciare la natura e andare per la propria strada. Quindi il rewilding viene indicato come una freccia opposta a quello della trasformazione antropica. E questa cosa la dicono oggi i danesi soprattutto, ma guardate, questo qui è uno scritto di un grande naturalista italiano, Pietro Zangheri, che faceva il direttore della casa di riposo di Forlì, ma aveva una grandissima passione per la flora e la fauna mineraria, ha lasciato un sacco di bei documenti, pubblicazioni scientifiche, incluso un plastico di 16 metri quadri di tutta la Romagna, che sta alla sede del Parco Santa Sofia. E questo signore scriveva l'abbandono come un'opportunità. In molti processi montani, in molti processi naturali e in settori montani, gli agricoltori si ritirano, facevano all'epoca di Zangheri, subito dopo la guerra, negli anni 50. E quindi il fenomeno dell'occupazione, a parte la vegetazione spontanea, meriterebbe di essere osservato e seguito agli anni a venire. Non sarebbe affatto opportuno la protezione integrale di qualche area adatta, perlomeno per studiarla, perché come vi ho detto prima, noi questa vegetazione totalmente naturale la vediamo in uno 0, qualcosa del territorio. Visto che ne usiamo un po' meno di aree montane, lasciamola alla natura, sia per accumulare carbonio, per rispondere meglio ai cambiamenti climatici, e anche per permetterci di conoscere questi processi. Questo signore lo capì. Voglio menzionare un attimo, Fabio Clauser era un funzionario dell'azienda Stato alle Foreste Demaniali. Fu mandato nelle foreste casentinesi, prima si facesse il parco, per tagliarlo, questo bosco, per gestirlo, con criteri forestali, non per come dire, saccheggiarlo, ma per fare silvicoltura, diciamo. Quando vide Sasso Fratino, disse no, io questo bosco non lo taglio. E istituì la prima riserva integrale non con una legge dello Stato, ma con un atto dell'azienda di Stato per le foreste demaniali. E quindi questo signore, secondo me, è stato un po' il caposaldo di un processo che dovremo riprendere. Quell'operazione che lui ha fatto, reticata all'epoca, oggi fa parte del patrimonio UNESCO. L'Italia ha 6 siti di faggete vetuste che sono elencate nel patrimonio immateriale dell'UNESCO, dell'umanità. E quindi sono delle cose che hanno dei processi anche decisionali e gestionali molto molto lunghi. E non posso non citare Edward Wilson, che con l'ultimo libro, Metà del pianeta, ha lanciato proprio questa, se vogliamo vedere, se vogliamo garantire che la biodiversità che con noi vive su questo pianeta arrivi al prossimo secolo, dobbiamo fare un nuovo patto tra umani e altre specie. Metà del pianeta, metà delle risorse, lui dice metà della superficie ovviamente, ma in modo non da torta, metà è un emisfero per uno, per noi e metà per tutte le altre specie. Con questo paradigma, se quella relazione speciale, avevo detto prima, non salveremo neppure tutta la biodiversità, ma l'85%. Ne salveremo una gran parte. Quindi io credo che la riflessione da fare di fronte a scenari in cui tutto cambia in modo drammatico e anche inatteso, e siamo già, me lo confermerà Pasini, ben prossimi a superarlo, l'1,5%, lasciare delle aree in cui la natura possa fare i propri processi e non pensare di dover gestire tutto al centimetro, probabilmente potrebbe garantire la permanenza di processi funzionali della biodiversità che altrimenti quasi sicuramente andremo a perdere. Lui ha fatto una fondazione, il 22 ottobre si celebra la Half Earth Day in tutto il mondo, la giornata per metà della Terra. Noi lo facciamo al 2018, Bologna, Torino, Roma, quest'anno lo faremo con Federparchi per via telematica. La Danimarca l'ha già intrapresa questa strada. Ha detto
Dobbiamo fare nuovi parchi per raggiungere l'obiettivo, facciamo 15 nuovi parchi nazionali e li ha chiamati parchi nazionali naturali, ossia rimuoverà da questi parchi ogni attività umana, l'agricoltura, la selvicoltura e così via. E sono aree piccole poi alla fine, ma c'è un problema. C'è un problema. Io sono stato in una commissione con loro per studiare questo problema e negli ecosistemi attuali, cos'è la componente più importante che manca per la vegetazione? La megafauna. La megafauna che abbiamo estinto l'altro ieri perché l'uro si è estinto pochi secoli. L'uro è l'antenato del bovino domestico, si è estinto pochi secoli fa. Il bisonte europeo era arrivato all'estinzione, si è salvato il bialovese, il cavallo selvatico si è estinto in Europa. Quindi tutte queste megafauna che ha peraltro delle interazioni con la vegetazione totalmente diverse dall'altra fauna, da quella più piccola, diciamo. Perché? Per esempio, si è dimostrato che garantisce un accumulo maggiore di carbonio nel suolo. Pensate quanto è importante per il cambiamento climatico. Le aree in cui hanno introdotto i bisonti o questa razza domestica che l'ha fatta lo zoologo di Hitler, purtroppo si chiama Taurus, bovino di Hecker, lo zoologo di Hitler, che è stata usata per questi progetti rewilding, si accumula più carbonio nel suolo e si garantisce più biodiversità. È stato dimostrato in Danimarca e in altre zone d'Europa. Quindi ci sono degli scenari che dobbiamo ancora reinventarci, perché ci mancano, abbiamo rotto un po' di quelle mattonelle, le abbiamo tolte di quei mattoni, e dobbiamo reinventarci degli scenari per far sì che la biodiversità possa superare più indenne possibile, non completamente indenne, non sarà possibile, questo secolo, di fronte anche a un clima che sarà totalmente diverso, e ce lo dicono le specie aliene che arrivano a tutti gli ecosistemi. Io ho cercato di dare il mio contributo anche diciamo divulgativo su questo, dicendo dobbiamo inventarci le specie di arche di Noè, le arche della biodiversità, dei luoghi in cui la biodiversità possa andare avanti e persistere a prescindere da noi, se vogliamo che arrivi alle generazioni successive, altrimenti non vi arriverà o ve ne arriverà parecchio meno. Grazie. Grazie Alessandro. Abbiamo visto tre aspetti del problema. Gli aspetti climatologici, da un punto di vista fisico, tecnico, e gli aspetti invece legati alla biodiversità. In tutti e tre i casi devo dire che la complessità e i problemi che ci sono enormi e risolverli in tempi brevi non so quanto sia facile. Non porto via altro tempo. I tre relatori sono a disposizione per le domande del pubblico, però prima volevo chiedere se tra i relatori c'è qualche domanda tra di voi. È fatto bene il professor Chiarucci a ricordare quello che ho detto, anche lui. Abbiamo approvato una legge sul restauro della natura, che vuol dire che noi decideremo cosa ci deve essere nel posto che vogliamo restaurare. E non è detto, e spesso lo facciamo pensando a quello che c'era prima, ma quello che c'era prima non è quello che è adatto alle nuove condizioni che ci sono. Quindi abbiamo un atteggiamento, adesso abbiamo fatto danno, rimettiamo tutto a posto. No, il rewilding invece, lasciare che la natura faccia il suo corso, è la cosa più importante. E purtroppo no. E sapete perché? Perché se fai il rewilding non c'è nessuno che ci guadagna, mentre quelli che fanno il restauro guadagnano un sacco di soldi. E quindi piantano alberi, fanno tutte queste cose qua. A volte piantano gli alberi che sono dentro al vivaio, perché ce l'hanno già pronti. E quindi è una cosa preoccupante. Io quando sento parlare di restauro metto mano alla pistola, perché non stanno, lo stanno facendo anche in mare. Lo stanno facendo anche in mare. E non è una cosa buona, dobbiamo insistere di più su questo aspetto. Eppure è passata la Nature Restoration Law. Fra l'altro, quel 30% che dici, la strategia marina
chiede che il Good Environmental Status ci sia in tutte le acque europee, non nel 30%. E se io devo cercare un obiettivo per la protezione, l'obiettivo sono gli 11 descrittori di buono stato ambientale. Quindi abbiamo delle leggi e poi ne facciamo delle altre che restringono il portato delle leggi precedenti. E poi adesso vogliamo andare a mettere a posto noi come stanno le cose. Sono contento che anche i botanici stanno dicendo la stessa cosa, e forse i forestali no. Forse. Forse. Allora, sì, io voglio dire, voglio avere anche una posizione più pragmatica rispetto a questa. Voglio dire, il restauro ecologico serve certamente in alcuni posti. Pensiamo alle aree urbane, industriali, dove ci mancherebbe, nessuno di noi è contro questo. Il problema è quando invece si va a mettere in mano in quei luoghi in cui il processo naturale, se tolta la nostra azione, che ne so, il taglio del bosco per dirne una o quello che è, il processo naturale ritorna da solo e verosimilmente tutti gli studi dimostrano che lo fa anche in tempi molto rapidi. Lo fa in tempi molto rapidi. Per esempio, l'accrescimento di quelle foreste della Calabria che vi ho fatto vedere è rimasto coerente con, nonostante le variazioni climatiche, non ha sofferto come hanno sofferto gli impianti forestali. Ci sono anche altri indicatori che indicano, ad esempio, in Nord America, che i boschi primari sono stati meno soggetti ad incendi di quelli impiantati. Quindi ci sono moltissimi fattori che dicono dove la natura fa da sé, ci permette anche di rispondere meglio al il cambiamento climatico, che ha un effetto drammatico in termini di clima, ma anche e soprattutto di, ad esempio, di incendi, l'aumento della frequenza degli incendi. Quindi io dico, il restauro ecologico lasciamoglielo fare, ma nei posti inquinati, in quei posti là, non sui territori dove la natura può tornare. Si chiama bonifica dei siti contaminati. Non so se volete dire qualcosa, se no. Ma no, dal punto di vista non biologico, non organico, anch'io per esempio ho molti dubbi quando si dice no, ricostituiamo la situazione precedente, non so, dopo le alluvioni o dopo, no, bisogna mettere mano a soluzioni basate sulla natura, lasciare spazio ai fiumi. È un discorso un po' diverso, ma insomma il concetto fondamentale è quello, insomma, no? Perché io quando parliamo di infrastrutture per regolamentare le acque, mi vengono i capelli ancora più bianchi, perché ovviamente insomma, è lo stesso concetto sostanzialmente. Posso aggiungere una cosa su questo? Sì, lo spazio ai fiumi è la chiave, signori. Se voi guardate le foto degli anni 50 e le confrontate con quelle attuali, oppure quando sentite il governatore di una regione che dice il problema delle alluvioni sono le nutrie, è vero, le nutrie erodono gli argini. L'ha fatta Crozza una bellissima gag su questo, però non sono bravo come lui ovviamente. Però è vero, le nutrie distruggono gli argini, ma è l'urbanistica e la cementificazione e l'addrizzamento del corso dei fiumi, l'aumento dell'energia cinetica delle acque, cioè tutti questi fattori forse hanno un fattore di scala 10-100 volte più grande. E poi, per carità, ci sono anche nutri. Una volta sono stato chiamato per un rizoma di canna. Si era rotto un argine fra Bologna e Modena, aveva allagato una grande zona e la colpa, l'ipotesi era un rizoma di canna lungo 30 centimetri, ve lo giuro. Quindi, e come fai? Come fai? Cioè, probabilmente è vero che quel rizoma ha fatto infiltrare l'acqua, ma è difficile pensare ad un mondo sterilizzato e totalmente ingegnerizzato. Allora, sentiamo se ci sono domande. Non lo vedo. Ah, ecco. Aspetti. Ecco. I rovi che tagliano la pelle della gente, perché io ho un braccio tutto tagliato dai rovi perché ho preso una casetta in campagna e tutto invaso dai rovi. Secondo voi dovrei lasciare tutto così? Non so, mi sembra una cosa talmente assurda Che sono il botanico. Eh. Io a casa mia rovi li taglio, quindi non c'ho nessun problema. Sì. Ah beh, certo. Ma lei a casa sua se li può tagliare, però dico, sono due concetti diversi, diciamo, dove io
E no, non a vo- sono scale diverse. No, perché no, a un aspetti, certo aspetti, punto mi faccia provare. bisogna lasciar fare No, tutto. no, 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 assolutamente no. Dove no. ci siamo noi? Allora io dico, cerco di semplificare questo ragionamento. Dove abbiamo qualcosa, un'azione, che sia la pastorizia, che sia l'agricoltura, che sia la residenza, ma ci mancherebbe, dobbiamo farlo nel miglior modo possibile, non lo nega nessuno. È dove non ci serve, che è inutile usare risorse pubbliche per fare delle azioni che non servono a nulla. Ma se uno ci vive, ma ci mancherebbe. Come quando sento dire l'abbandono delle montagne, no? Ora mi permetto di dire questa cosa. Le montagne non sono abbandonate. Abbandonato il cane per strada, quando viene lasciato un'autostrada. Possiamo abbandonare l'agricoltura, possiamo abbandonare la gestione dei boschi, possiamo abbandonare le nostre attività, la nostra presidio del territorio, così. Ma questo non è un problema ecologico, è un problema sociale. La montagna non è abbandonata, la montagna sta lì, ci stava prima di noi e ci starà dopo. Quindi dobbiamo relativizzare ciò che è un processo socio-economico, se è ancora sostenibile, se è ancora interessante e valido, ci mancherebbe nessun problema. E quando invece, come in questa legge che abbiamo menzionato prima, si rischia di spendere risorse pubbliche per cercare di mimare le azioni naturali dove in realtà non servirebbe. Tra l'altro un ristoro in tempi brevissimi, perché restaurare questi spazi ampi, questo è inevitabile che si arrivi poi a creare un ambiente completamente perturbato e che quindi darà altri problemi, penso. Altre domande? Prego, professor Reba. Avevo due domande da fare, una al professor Pasini e l'altra al professor Boero. Professor Pasini, volevo chiedere essenzialmente questo. Lei ha mostrato il problema della circolazione sul Mediterraneo e ha detto che ha cambiato la circolazione nel Mediterraneo. Ecco, io vi chiedo, in corrispondenza, in che termini è cambiata la circolazione sull'Atlantico? E analogamente per quanto riguarda sempre i problemi climatici, volevo chiedere al professor Boero un'altra questione. Se mi può dare di informazione dal suo punto di vista su quelli che vengono definiti i pozzi di CO2 negli oceani. Grazie. Ma allora, i problemi di circolazione sono molto complessi, nel senso che noi conosciamo meglio la termodinamica che la dinamica, no? Cioè gli scambi di energia fra il suolo, quindi anche le superfici del mare e la libera atmosfera, che le circolazioni. Le circolazioni sono, come dire, è più difficile comprendere i cambiamenti. Nel Mediterraneo è abbastanza facile perché siamo all'interfaccia con l'Africa, si è espansa quella che è come si dice, la cella di circolazione equatoriale, la cosiddetta cella di Hadley, a causa di questo riscaldamento indotto da noi, e allora questo anticiclone africano viene su e l'anticiclone delle Azzorre si ritira sostanzialmente sulle Azzorre. Però, per esempio, per quanto riguarda l'Atlantico, ci sono altri fenomeni da considerare, per esempio le correnti che faceva vedere il professor Boero, quindi la corrente termoalina, diciamo la circolazione termoalina nell'Atlantico, con questa corrente calda che sale, che viene perturbata per esempio dall'acqua di fusione dei ghiacci, perché questa è molto salata, quindi come dicevi tu pesante, ma questo mescolamento con l'acqua dolce probabilmente porta ad un rallentamento, può portare ad un rallentamento della corrente del Golfo, e questo crea problemi anche in atmosfera, insomma, quindi anche la circolazione. Altra cosa è per esempio la fusione dei ghiacci artici, che quando erano tanti tenevano spesso confinato il cosiddetto vortice polare, cioè il getto polare, questo movimento di acqua di aria molto veloce che teneva confinata quasi sempre l'aria fredda sui poli, mentre adesso, avendo perturbato questa cosa, ogni tanto arrivano le cosiddette sciabolate artiche o sull'America o sull'Europa o sull'Asia, e quindi questo riscaldamento globale ha portato in maniera regionale qualche volta invece ad avere ancora delle ondate di freddo, qualche volta magari anche più intense. Quindi
non le posso dare una visione generale. Sicuramente la ciclone delle Azzorre sta più permanentemente sulle Azzorre, ma poi ci sono questi altri fenomeni che rischiano di stravolgere ancora la dinamica atmosferica in generale verso un'estremizzazione dei fenomeni, no? Quindi o grande caldo o influssi freddi e precipitazioni violente e così via. Questo è quello che stiamo vedendo e che intravediamo per il futuro, però c'è un monitoraggio molto attento di questa, per esempio, corrente termoalina, perché stiamo cercando dei segnali premonitori, perché l'ultima volta che è successo, sembra 11.500 anni fa, mentre tutta l'Europa e tutto il mondo usciva dall'ultima epoca glaciale, le isole britanniche e la Scandinavia sono cadute in una mini era glaciale di circa 1000 anni. Quindi sono tutte cose che vanno, anche dal punto di vista scientifico, monitorate attentamente. Non so se ho risposto. Sì, allora i pozzi, cioè i sink di carbonio, sono prima di tutto il fitoplancton, cioè il fitoplancton consuma anidride carbonica e produce ossigeno. La metà dell'ossigeno che respiriamo viene dal fitoplancton e quindi il fitoplancton ovviamente per far questo consuma carbonio, consuma anidride carbonica. Poi c'è il sink di carbonio di quello che si accumula nei sedimenti. Quindi il sequestro del carbonio sul fondo del mare per tutta quella roba che muore, scende giù e rimane sequestrata lì, che poi magari in epoche passate è diventato petrolio. Noi cosa stiamo facendo adesso? Tiriamo fuori questo servizio ecosistemico, il sequestro del carbonio nei giacimenti petroliferi che ha richiesto milioni di anni, lo tiriamo fuori e lo bruciamo reimmettendolo nell'atmosfera in 5 minuti. È un servizio ecosistemico che ovviamente poi si ritorce perché succede quello che ci raccontava lui quando facciamo, e anche quello che ci raccontava lui quando facciamo questi lavori. Quindi sì, l'oceano consuma anidride carbonica, la sequestra sul fondo come si sequestra nelle foreste e così via, e produce ossigeno. Se compromettiamo questi sistemi e se soprattutto togliamo quello che è stato sequestrato, lo estraiamo e lo bruciamo in un tempo rapidissimo, ovviamente facciamo dei danni non indifferenti al sistema globale. La mia domanda era essenzialmente legata a cose che ho letto, diremo così, relativamente alla possibilità di sfruttare l'oceano come No. Allora, qua elementi stiamo... Sì. di richiamo o di eliminazione della CO2. No, Quindi certamente sì, molti dicevano, ci sono sì, i ci mettiamo il posti... ferro, così aumentano queste cose qua, e si chiama geoingegneria. Sono matti. E Sono soprattutto... convinto anch'io di questo, ma le volevo Sì, chiedere no, proprio a voi. sono matti anche perché stanno facendo delle cose che non conosciamo così bene, credo di averlo spiegato, per cui quando tu compri un qualunque strumento, la garanzia vale se non lo manometti. Appena lo manometti, la fabbrica ti dice la garanzia è scaduta. Quindi il restauro, la geoingegneria e tutte quelle cose lì. C'è un bellissimo film che si chiama Leviathan, col mostro che poi si mangia. Richard Crenna, che è quello che faceva il colonnello in Rambo, dice una frase latina: natura non confundenda est. Poi lo traduce in inglese. Loosely translated, don't fuck with Mother Nature. E noi stiamo facendo esattamente questo. E se facciamo questo, arriva il mostro che poi ci mangia. E quindi lasciamo che i processi naturali facciano il loro mestiere. Posso aggiungere una cosa? È venuto fuori negli ecosistemi terrestri recentemente, quest'anno, la proposta di tagliare gli alberi delle foreste e sotterrarli per fare esattamente cioè non li lasciamo crescere e morire e accumulare ma li tagliamo e li sotterriamo. E con quale energia lo facciamo tutto questo lavoro? Col petrolio, ovviamente. E vi assicuro, il processo è stato discusso e è in fase di discussioni, come dire, è seria, è una cosa seria, seria. Comunque estremizza, ma forse quelle persone, se le facciamo fuori un po', il clima del mondo migliora. Stiamo facendo, ci stiamo attrezzando. Ci stiamo attrezzando.
Altre domande, chiarimenti? Sì. Una domanda che riguarda la transizione energetica. Se nel 2050 noi, penso che ci riusciremo, cancelleremo tutti i consumi dei fossili, non è che cambiamo l'equilibrio dell'ossigeno nell'atmosfera, perché non lo mangiamo più, e andiamo oltre la percentuale dell'autocombustione, o vicini, siamo già vicini comunque. Oddio, mi sembra strano, voglio dire, non... infatti, No, no, è una... non è buttata lì, è fatto un conto. Lei mi ha detto che se cancelliamo tutti i fossili, sicuramente tutto l'ossigeno della CO2 rimane nell'atmosfera. Ma perché? No, i fossili sono sottoterra, siamo noi che li tiriamo fuori. No, Non è poi che se li bruciamo. E se quindi li bruciamo. facciamo- Vabbè. Ha capito? Allora, ci sono il nostro metabolismo, come quello di tutti gli animali, Sì. prevede la combustione. Certo. Noi bruciamo con l'ossigeno e produciamo anidride carbonica. Certo. Poi abbiamo un metabolismo extracorporeo in cui bruciamo altre cose Certo. per fare Sì, sì. questo. Intendevo Ovviamente è il metabolismo extracorporeo che sta incasinando tutto, Sì, sì, sì. ma non è che se noi togliamo quel metabolismo nessuno più consuma l'ossigeno, lo consumiamo noi e produciamo anidride che carbonica. aumenta la percentuale di ossigeno nell'atmosfera. Ma no, In proporzione. no, 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 No. Vedi? no, Sto no, tranquillo. non aumenta. Altre domande? Altri sì? Acceso. Volevo chiedere soprattutto al professor Boero qualche chiarimento sulle definizioni alternative di biodiversità, perché mi sembra che sia stato fatto rilevare da molti che il numero delle specie è una misura troppo semplificata perché non tiene conto dell'interazione funzionale. Quali sono le possibili definizioni più sofisticate di biodiversità? Infatti qui ho messo, se ci riesco ad andare avanti, comunque ho messo che la prima cosa che dobbiamo fare è sapere quali sono le specie. Poi dobbiamo sapere cosa fanno e poi dobbiamo sapere come interagiscono tra loro. E quindi la biodiversità è questa. L'informazione di base è le specie che ci sono. Poi dobbiamo sapere cosa fanno e come interagiscono tra loro. La biodiversità è tutto questo. E quindi nessuno dice soltanto arriva, Eccola qua. Conosciamo 2 milioni di specie, potrebbero essere 10 e questo significa sapere quante specie ci sono. Non conosciamo il ruolo di gran parte delle specie, quindi dobbiamo svelare i ruoli delle specie e poi dobbiamo comprendere le relazioni ecologiche che collegano le specie l'una con l'altra e l'ambiente fisico. Quando abbiamo fatto queste tre cose abbiamo apprezzato e poi le inquadriamo da un punto di vista spaziale, allora abbiamo un quadro completo dello stato della biodiversità e di come funziona. Quindi nessuno dice una volta che conosciamo le specie sappiamo tutto sulla biodiversità. Però se non le conosciamo... Esatto. Però comunque... E quindi, dato che ne conosciamo 2 milioni e ce ne potranno essere 8, 50, quello che è, ma sono molte di più di quelle che conosciamo. La prima cosa è sapere quante sono, certo. Poi dopo vedremo. E il problema è che stiamo facendo poco per rispondere a questa domanda. Esatto. E questa è una cosa veramente assurda. Non so se avete visto come per la conservazione, per i parchi, nelle Madonie vogliono mettere un telescopio. L'avete visto il telescopio sulle Madonie che stanno dicendo no, non mettete il telescopio? Hanno detto no, vabbè, ma dobbiamo farlo questo telescopio perché fa parte di una rete mondiale di telescopi, quindi costano forse miliardi di euro questo sistema. Sapete per fare cosa? Per monitorare lo spazio e vedere se arriva l'asteroide che potrebbe farci estinguere. Ok? Siamo a questo livello. Cioè i rischi che noi corriamo per la nostra incolumità, ma l'asteroide è al 100° posto. In più, oltre al sistema di telescopi per l'asteroide, abbiamo poi i missili con le testate nucleari per deviare l'asteroide.
Ora, il fatto che si spendano soldi pubblici per queste imprese e non riusciamo a sapere quante specie ci sono sul pianeta, secondo me significa che dobbiamo cambiare il nome alla nostra specie, Homo sapiens stupidus, perché è una cosa veramente incredibile. Certo, questo è l'aspetto, il fatto di non conoscere le specie è l'elemento importante, perché sì che ne facciamo sparire con le nostre attività, però... Qui c'è un'altra cosa da dire. Okay. Io ho visto il coso di 1 milione di specie, no? Quando ho visto 1 milione di specie, io mi sono occupato di estinzioni nel Mediterraneo e in mare in generale. Quest'anno abbiamo fatto a Napoli il congresso europeo di biologia marina, ho fatto un questionario e l'ho dato a tutti. Dimmi i nomi di 5 specie marine che si sono estinte negli ultimi 20 anni. Nessuno ha saputo citarne una. Okay? Sono sempre tutte minacciate, critically endangered e così via. Dimmene 5 che si sono estinte davvero. Allora io quando vedo 1 milione di specie, ma questi hanno fatto un modello, hanno schiacciato qualche bottone, ma non sanno di cosa parlano. Cioè, dato che non le conosciamo le specie, ma come possiamo far parlare di estinzione di qualcosa che non conosciamo? Per cui anche questa preoccupazione sull'estinzione, quando poi guardi i numeri di specie che si sono veramente estinte e di cui abbiamo documentazione, sono talmente poche che uno ti dice ma vai a quel paese. Ma e il fatto è che sono poche perché non facciamo niente per rispondere a questa domanda. Rispondiamo col modello. Sì, sì, questo è verissimo. Come ho detto io, hanno detto 1 milione, ma se anche fossero 500.000, 200.000, cioè non cambia. Come... O quasi, sono pochissime le specie. Le piante estinte oggi sono 600. Sì, Se ma però non aspetta, è 50 anni. negli ultimi 150 anni, se fai una mappa di queste 600 specie di piante estinte, dove le metti? Non ce n'è una, per esempio, nelle foreste tropicali e equatoriali, perché non ci abbiamo i dati. Quelle che sono estinte nei luoghi dove noi studiamo, che sono pochi luoghi del mondo. Nelle isole c'è qualcosa, per esempio nei vertebrati l'estinzione è un processo, negli uccelli, la maggior parte degli uccelli estinti sono estinti sulle isole. Nuova Zelanda, quando gli inglesi arrivarono, i Maori avevano leggende di questi grandi uccelli delle pianure, corridori, ma non c'erano e quindi gli inglesi dissero, beh, sarà una leggenda alla fine, no? Se non ci sono questi uccelli. Poi Owen rientrò in possesso di un osso di uccello che non era fossile, ma che era un uccello attuale che però non esisteva. E da lì capì che i Maori, non la società occidentale moderna, ma gli umani, diciamo, preindustriali, avevano estinto 7, 8, 9 specie di uccelli giganti. E questo è avvenuto in quasi tutti i sistemi isolati, le isole, il dodo. Il dodo è un altro esempio conosciuto da tutti, no? Insomma, sì, 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 perché sono quelli di cui abbiamo dati, e quelli di cui abbiamo dati, quali sono? Di nuovo, quelle grandi. Quelle grandi, noi abbiamo certezza dell'estinzione delle specie grandi che abbiamo visto e conosciuto. Di quelle piccole, se si sono estinti 100 specie di funghi, nessuno lo sa, nessuno l'ha mai visti. Quindi abbiamo informazioni su una frazione così piccola che anche stimare, modellizzare l'estinzione è un processo quasi divinatorio, insomma. Io invece vorrei tornare un attimo alla fisica del clima, assolutamente ignorante dell'argomento. L'ultimo tornado Kirk, i tornado, l'uragano, scusa, perché sì, c'è differenza tra tornado, ma in genere hanno una traiettoria che va verso i Caraibi. Ovest, sì, Questo sì. perché ha girato? Ma perché stiamo vedendo un aspetto vedendo un po' di cambiamenti negli uragani, per esempio questa espansione di questa cella equatoriale porta spesso a formarsi, gli uragani si formano sempre in condizioni equatoriali, ma qualche volta un pochino più a nord. E allora se si formano ai tropici, sostanzialmente lì ci sono gli alisei, questi venti li portano da est a ovest, quindi dalle coste africane, diciamo verso i Caraibi, la Florida. Quando
vanno un po' più in su, vengono presi dalle correnti occidentali che sono quelle delle medie latitudini, e quindi adesso per esempio si sta vedendo sempre più spesso, con numeri che si contano sulle dita di una mano, di due, uragani che vanno un po' verso la costa americana, poi girano e tornano e vengono verso l'Europa. Fortunatamente le acque dell'Atlantico vicino all'Europa non sono così calde, quindi non alimentano fortemente questi sistemi e arrivano che la loro violenza è molto inferiore, perché purtroppo quello che stiamo vedendo sempre più frequentemente è che le acque dell'Oceano Atlantico, in particolare del Golfo del Messico, sono sempre più calde, e queste sono macchine termodinamiche molto efficienti, perfette, che risucchiano sostanzialmente energia dalla superficie dell'oceano e creano questi vortici appunto molto molto grandi che poi spazzano tutto, portano inondazioni, ovviamente fanno salire anche il livello del mare, insomma, e quindi quello che vediamo in questi giorni, adesso c'è Milton per esempio sulle coste della Florida, è estremamente preoccupante, perché quello che si vede non è tanto un aumento di frequenza, cioè di numero di questi uragani, ma della loro intensità e della loro violenza, insomma. Per adesso quelli che arrivano in Europa danno fenomeni molto molto minori, insomma. E poi c'è, tu avevi parlato di tornado, che sono invece delle grandi trombe d'aria, però per esempio accompagnati a questi uragani ci sono dei cluster di tornado che li precedono, li seguono e nascono appunto anche per queste perturbazioni alla circolazione dell'aria che Quindi di questo ce ne dobbiamo aspettare altri. Sicuramente sì, sicuramente sì. Okay. Grazie. Ci sono altri chiarimenti? Sì. Se posso velocemente una riflessione poco olistica, se non ho capito male ci sono le aree integrale, sono dove le persone non vanno, tipicamente le montagne, che però sono le più impattate dal cambiamento climatico, e possiamo definire un'area a protezione integrale, un'area dove un hotspot dove l'effetto del cambiamento climatico, e spero che tutti in questa sala concordino sull'origine antropica del mutamento climatico in corso, c'è questo impatto. E la seconda cosa molto veloce, per colmare in parte la lacuna relativa alla mancanza di conoscenza della biodiversità, il DNA ambientale come è visto? Parto io e poi ti passo. Allora, è indubbio, come ho detto, che l'antropocene, sebbene la commissione stratigrafica l'abbia rigettato come epoca geologica, esista nei processi, cioè tutti i processi che noi determiniamo sul pianeta vanno a impattare qualsiasi punto della superficie del pianeta o del volume, se vogliamo, perché dalle microplastiche agli inquinanti, ma all'alterazione climatica. Quindi quando si dice area a protezione integrale, non si dice le aree in cui il clima è intoccato, si parla di aree in cui il clima è toccato. Quello che possiamo rimuovere è un'azione diretta nella gestione dei processi biologici ed ecologici, ad esempio il controllo delle specie, il taglio del bosco, in questi processi qua, ma è certamente impossibile pensare a un luogo che sia intoccato dal punto di vista degli inquinanti che ormai raggiungono tutto. Quindi noi ci siamo comunque in quest'epoca. E per questo è importante. E poi sono le più impattate, è vero. Le montagne sono le più impattate, nel senso che gli ecosistemi di montagna hanno due caratteristiche. Uno, sono in alto scomodi, per questo sono più protetti, però sono anche più piccoli, perché le montagne tipicamente sono un cono, no? Semplifichiamola al massimo, la geometria di una montagna mi diventa un cono. Gli animali o le piante che devono salire per rispondere al cambiamento climatico si trovano in una superficie più piccola, perché in alto una montagna ha meno superficie che in basso, mediamente, poi ovviamente ci sono gli altopiani, c'è di tutto. Quindi cosa succede? Che quando anche le specie fanno lo shift altitudinale, come l'abbiamo osservato, si trovano ad avere meno spazio a disposizione e quindi andare incontro ad estinzione, perché le popolazioni sono mediamente più piccole, c'è meno spazio, c'è più competizione. Eventualmente, lo vediamo per esempio le montagne dell'Appennino, non c'è più spazio per salire, perché le montagne si sale, ma poi finiscono. Quindi c'è anche questo limite qua. Tant'è che, per esempio,
per alcune specie di piante, anche per animali, sono stati iniziati progetti su quali non ho ancora come dire, un giudizio, se ne può parlare, forse Nando ha un giudizio già più maturo, dell'assisted migration, cioè la migrazione assistita, cioè la montagna non è più adatta a permetterti una risalita altitudinale, ti sposto in un'altra montagna 100 km più a nord dove hai più capacità di adattarsi al clima per i prossimi 50 anni. Ovviamente è un po' giocare a fare Dio anche in questo caso, se vogliamo. Quindi per il DNA ambientale io non ho una grande esperienza, ma credo... Allora, il DNA ambientale andrebbe benissimo, però le specie, gli individui muoiono, il loro DNA rimane nell'acqua. Noi prendiamo questo DNA e lo sequenziamo e poi diamo il nome a queste sequenze. Per dare il nome a queste sequenze vuol dire che noi abbiamo preso la specie prima, un fenotipo, l'abbiamo identificata, poi l'abbiamo sequenziata. Per quante specie noi abbiamo fatto questo lavoro? Cioè ne conosciamo, ripeto, 2 milioni, ma ne avremmo fatto per 100.000. In più il DNA ambientale mi dice proprio quello che diceva quel signore, che specie c'è, ma non mi dice cosa fa, con che relazioni ha con le altre specie e così via. Ci sono delle persone, come con la geoingegneria e così via, che portano queste soluzioni miracolose col DNA ambientale, risolviamo tutti i problemi. A parte che quelli che fanno le sequenze spesso non sanno riconoscere il fenotipo che stanno sequenziando. Per cui se tu sbagli il nome dell'esemplare che stai sequenziando, poi perpetui quell'errore tutte le volte che uscirà quella cosa. GenBank è pieno di errori di identificazione perché non ci sono i tassonomi e i biologi molecolari la tassonomia non la conoscono. Per cui di nuovo sono apprendisti stregoni. Quando avremo descritto tutte le specie e le avremo sequestrate per bene, sequenziate per bene, allora il DNA ambientale sarà un magnifico sistema per dirmi soltanto qual è l'elenco delle specie che sono qua. Ma non è detto, perché ci può essere un DNA che rimane lì, ma di individui vivi di quella specie non ce n'è più nemmeno uno. Per cui non so nemmeno se poi sono veramente ancora lì rappresentata da fenotipi. Per cui genera delle illusioni di poter fare delle cose che in effetti non sono ancora mature per poter arrivare a dare risposte sufficientemente accurate. Un esempio che si riferisce a quello che dicevi tu, di pochi anni fa, ci sono delle specie, organismi marini, filtratori, che si chiamano ascidie, c'è la specie, allora, storica, il nome è portato e riportato dai primi embriologi, eccetera. Il nome di questa specie è Chona intestinalis. Ora, col sequenziamento ci siamo resi conto che non è mai stata Chona intestinale, ma è un'altra specie, Chona robusta. Quindi gli errori che sono stati fatti per mancanza di conoscenze, di tecniche, eccetera, però possono essere fatti adesso. Aspetta, dato che questi lavori l'hanno fatti a Napoli, alla sì, stazione zoologica, certo. hanno cominciato a lavorare sulla ciona robusta che loro chiamavano intestinalis. E dici poco male, poi dici vabbè, cambia, non è intestinalis, è robusta. Dato che però sono finite queste, non ne trovavano più, dovevano fare il genoma, Sì. hanno chiesto a Roscoff, che è sull'Atlantico, di mandargli gli esemplari di Chona intestinalis. Esatto. E quella è veramente Chona intestinalis. Per cui hanno fatto il genoma che hanno pubblicato, metà fatto su una specie, metà sull'altra, perché non sanno riconoscere le specie. Allora questa gente forse dovrebbe un po' ridimensionare, l'ho pubblicato su Nature, sì. Però è un genoma chimerico. Beh, il boom di sequenziamento genomici è un po' l'equivalente del boom della fisica delle particelle. Il numero di lavori su riviste di altissimo impact factor è legato proprio a questa tendenza a sequenziare, però senza avere troppa attenzione, anzi forse nessuna attenzione. Non hanno la competenza e quindi sequenziano, fanno un confronto, eccetera. Volevo riferirmi solo a una
provocazione, diciamo, fatta da lei all'inizio, io mi chiedo, qui presenti, quanti ritengono che il cambiamento climatico non sia di origine antropica? Cioè non sia la specie umana ad aver causato il cambiamento climatico? Ci sono alcuni? Chi è? Prego. Nell'arco della storia, anche geologica, ci sono state varie ere con ere più fredde, ere più calde. Quindi non credo assolutamente alla storia del cambiamento climatico. E poi c'è un altro fatto, che l'universo si sta espandendo, no? L'espansione dell'universo è stata dimostrata da illustri scienziati, quindi non penso che siate in disaccordo con questo. L'espansione dell'universo comporta il raffreddamento progressivo, quindi l'universo andrà verso la morte termica. Morte termica significa raffreddamento di tutto, non ci sarà più vita neanche nei buchi neri, da nessuna parte, non ci saranno più molecole, atomi viventi. Quindi continuiamo così. Forse non vale la pena, non lo so. No, mi veniva in mente una battuta facile per la signora, che se non tagliassero i rovi, se avessero tagliato i rovi, uccelli di rovo non ci sarebbe potuto essere. No, però una domanda però che è attinente a quello che ha detto la signora, che tanto grazie per quello che ora con questo penso di accomunare un po' diciamo tutti quanti. Quello che ha detto la signora, che in qualche maniera in maniera così pittoresca, però volevo dire nell'ambito scientifico, voi ora non voglio fare una domanda che sfiora un po' la politica, però considerando che i Bolsonaro e i Trump, a me viene in mente una battuta di Trump terrificante, quando ha detto che il riscaldamento globale per New York veniva bene perché là fa freddo, e quindi già fa capire la sensibilità di questo e soprattutto anche il livello cerebrale cioè da sanità, appunto da essere ricoverato da qualche parte. Poi volevo dire questo, ma nell'ambito scientifico, siccome stanno girando appunto per esempio sui social cose, Rubbia per esempio, alcune conferenze di Rubbia dove lui dice sostanzialmente più o meno in maniera un pochino più articolata. Sì, ora sì. Sì. Va bene, no, volevo vedere cosa ne pensavate voi. Vabbè, dunque, dal punto di vista di chi si occupa dell'attribuzione delle cause al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, ovviamente nella scienza si discute di tutto, no? Ma si discute anche di queste cose qui, si discute ormai dei dettagli di queste cose, ma lo si fa sulle riviste scientifiche internazionali, perché purtroppo, come dire, purtroppo, per fortuna, la scienza ha questo modo di fare, cioè quando io sottometto un articolo a una rivista scientifica internazionale, questo va almeno a 2 o 3 persone che sono esperte almeno quantomeno in quel settore, che mi fanno le pulci. Voglio dire, quando un risultato viene pubblicato su una rivista scientifica internazionale è un risultato scientifico, altrimenti sono chiacchiere da bar, eccetera, eccetera. E sulle riviste scientifiche internazionali il dibattito sulle cause è sostanzialmente finito, si parla di dettagli su altre cose. Il dibattito lo fa qualcuno sul web, su giornali compiacenti, ma allora quando sentite queste cose anche da un fisico delle particelle, anche per carità un premio Nobel, una persona che sicuramente nel suo settore ne sa molto, andate a chiedergli: scusa, ma tu hai mai pubblicato una cosa su questo tema sulle riviste scientifiche internazionali? Perché se sì, allora è un discorso, ma se no, vabbè, rimani lì, come diceva Umberto Eco, come fare le chiacchiere in 4 con la briscola, con un bicchiere di vino, e uno che dice stupidaggini dice vabbè, poverino, ha bevuto troppo, e rimane fra quei 4. Oggi ormai quando dici una cosa va sui social e lo sa mezzo mondo, insomma. Quindi bisogna sapere dove andare a prendere le fonti affidabili, e le fonti affidabili sono di quelli che fanno la scienza, ma la scienza, se volete, con una S maiuscola, insomma. Era un premio Nobel, signora, ma in un altro campo.
completamente un'altra cosa. Oggi non siamo più ai tempi di Leonardo da Vinci, dove in un'unica persona c'era il sapere universale. La scienza ha metodiche diverse, ha cose diverse, insomma, voglio dire, è assolutamente così, insomma. Va bene, dai. Ma domande e poi concludiamo. Ciao. Grazie. ma io mi scuso perché non ho potuto sentire il primo intervento perché, vabbè, a volizione sono dovuto arrivare soltanto adesso. C'è stato un recente articolo di Hansen che criticava fortemente le previsioni dell'IPCC dicendo che erano assolutamente ottimiste. L'opinione della comunità che si occupa di climatologia rispetto a questo articolo com'è? Ma, ecco, su questo c'è un dibattito perché sostanzialmente Hansen sta pensando che l'inerzia del sistema climatico sia più forte di quanto non lo pensino altri. Questo significa che anche stoppando tutte le emissioni, alcuni fenomeni tipo l'innalzamento del livello del mare o addirittura comunque anche l'innalzamento della temperatura possano continuare gradualmente, sia pure magari rallentando. Sono stime diverse, diciamo, di uno stesso fenomeno, che ovviamente nella scienza ci sta, insomma, voglio dire, poi come si dice, chi vivrà vedrà, però è chiaro che ci sono alcuni fenomeni con cui ancora l'IPCC, che deve avere sostanzialmente un consenso abbastanza ampio per tirare fuori i propri risultati, sia conservativo. No? Quindi è ragionevole, per esempio, per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, noi più studiamo la dinamica dei ghiacci e più vediamo che possono esserci dei fenomeni bruschi che aumentino il livello del mare con degli scalini veri e propri, insomma, no? Per esempio in Antartide ci sono l'Antartide è, adesso lo dico per chi non lo sa, sicuramente lo saprà, è un continente in cui i ghiacci sono sopra e poi scendono in mare sostanzialmente. Ora, nelle propaggini in mare ci sono questi cosiddetti ice sheet, che sono dei lastroni sostanzialmente, che fanno da tappo alla discesa del ghiacciaio, perché il ghiacciaio quando è in pendenza ovviamente scende per gravità, no? Ecco, adesso il riscaldamento dell'aria, ma anche quello dell'acqua, fa sì che questi lastroni si, come dire, erodano anche dal basso. Quindi se ci sono alcuni ghiacciai, tipo il Thwaites, che sono estremamente grandi, che se questi lastroni che fanno da tappo alla loro discesa in mare vengono erosi dall'aria e dall'acqua, potrebbero cadere in maniera molto brusca. Ecco, noi queste cose non abbiamo equazioni così precise che descrivono la dinamica di questo tipo di ghiacciai, e quindi uno dice, no, mettiamoli un attimo da parte questi fenomeni e facciamo una previsione conservativa su quella che è la fusione di lungo periodo. Però se effettivamente noi cominciamo a capire che queste cose sono importanti, è chiaro che quelle previsioni di innalzamento del mare possono sembrare ottimistiche e vanno viste al rialzo. Questo è solo, diciamo, una parte. Quindi, insomma, su questo articolo di Hansen c'è molta discussione, ma è questo anche il bello della scienza, insomma. Ma io volevo dire tre cose diverse. Una alla signora dei rovi, ma alla signora dei... Eccola qui. Allora, signora, io ho apprezzato molto la sua battuta sui rovi, ma stia attenta. Qui stiamo parlando di cambiamenti climatici nell'arco di 100 anni. L'universo è assolutamente vero, glielo garantisco, che si raffredda, ma tra un certo numero di miliardi di anni. Quindi adesso questo non c'entra. Ringrazio i relatori perché sono state 3 relazioni molto belle e quindi è giusto dirlo. Se mi permettete una battuta, è stata una bellissima dimostrazione di antropocene dove
Gli uomini, di fronte alla potenza della natura, con un po' di immodestia, cercano da una parte, ed è giusto, di capire come funzionano le cose, dall'altra, che è un po' pretenzioso, se mi permettete, di controllarle contro delle forze contro cui credo che noi non possiamo troppo lottare. Scusate, ma mi sembrava giusto dirlo. Sono ancora richieste, dichiaramenti? Se no, possiamo fermarci? No? Allora una notizia, semplicemente la seconda sessione di questo forum si terrà il 24 di ottobre alle ore 15. Il titolo del forum della seconda sessione sarà Fra centro e periferia, politiche del territorio, e sarà gestita da un geologo, il professor Alfonso Bellini, da una dirigente di industria, Dario Fornara, e da una rappresentante della Regione Liguria del servizio settore della natura e delle aree interne, la dottoressa Daniela Minetti. Invece lunedì 21 ottobre continueremo con le nostre conferenze. Ci sarà una conferenza di nuovo di scienze, se non sbaglio. Vediamo un po'. Forse ho sbagliato la pagina. Giovedì 17, no scusate, lunedì 14 ottobre c'è Giulio Odero, musicologo, e giovedì 17 Franca Balletti, che invece ci parlerà di Genova e della formazione tra città contemporanea tra 800 e 900. Quindi passeremo all'aspetto non scientifico. Cioè, 17, queste due conferenze alle 17. La seconda sessione del forum alle ore 15, come oggi. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Buongiorno.